Tribunale, dica nome e cognome al microfono. Guida Luigi. Benissimo, prego pubblico ministero. Sì, alcune precisazioni, signor Guida. Senta, in relazione all'incontro che ha avuto con Michele Orsi per quanto riguarda la richiesta di non farsi mandare via da Cancellarnone, dall'accordo, dal contratto di Cancellarnone. Da Sessaurunca. Da Sessaurunca, mi scusi. Da Sessaurunca. Ricorda chi c'era oltre Sergio Orsi, con Michele Orsi, con lei? In quel momento ho detto, io mi ricordo che l'accompagnò da me a Luciana, di sicuro era Nicola Alfieri. Se c'era ancora qualche persona non mi ricordo in questo istante. È lui che era accompagnato con altro, ma non mi ricordo però. Fu un'iniziativa di Nicola Alfiero, Michele Orsi si rivolse a Nicola Alfiero in sua iniziativa. Sì. Orsi per venire arrivare da me si rivolse al Alfieri. Quindi non fu lei a richiedere la presenza, fu un'iniziativa di Michele Orsi. Senta, nell'interrogatorio su questa persona presente, sempre l'interrogatorio del 23 novembre 2009, pagina 48 del trascrittivo, lei ha indicato, esattamente glielo leggo, facendo la gara fu finta dal lato di Nicola Ferraro, anche se non era Ecocampagna. Non ricordo adesso se Ecocampagna comunque era la ditta indicata da Nicola Ferraro. Quando arrivarono sotto gli orsi e capirono che non vincevano più, venne da me a Lusciano in presenza di Francuccio Tabaccaro, Michele Orsi Buonanima, dicendo: solo voi potete intervenire, Iammo, non ci fate cacciare da qua, non ci fate cacciare da là. Dottore, sembra un fattore di non ricordarmelo, che non vi ho detto la presenza di Francuccio Tabaccaro. Pezzella Francesco detto Tabaccaro. Ma stava con lei o venne con Alfiero Nicola? Io la maggior parte che svolgeva la mia attività fra i vari posti, fra Castelvolturno, Casa di Principe, che mi fermava per fare riunioni e quant'altro. Uno dei luoghi più attivi era proprio Luciana per me. Sì. E mi portavo dal Nicola Verolla all'autoricambio, che dietro c'aveva una saletta dove ci potevamo accomodare, eccetera eccetera, e sia a casa del Pezzella sia allo stesso Pezzella che trovavo più abitazioni per le varie riunioni che abbiamo fatto nel tempo di alcuni anni. Quindi, mi scusi, Tabaccaro stava con lei in quell'occasione in che arrivò? In questo istante io non mi ricordo di confermarla, però se ve l'ho detto nel passato, 4 anni fa, quando sono stato interrogato, ve lo confermo anche adesso. Francesco Pezzella era detto Tabaccaro o era il capozona di? No, lui era il capozona di Luciano per me. Per conto suo. Senta, sempre nella poc'anzi, lei ha detto di non ricordare quant'era il credito che gli orsi asserivano di vantare rispetto a Castelvolturno e quant'era quindi conseguentemente la somma che lei aveva richiesto per recuperare questo credito. Nell'interrogatorio del 29 settembre 2009, pagina 6, lei indica dunque questa parte, nella medesima occasione, dunque la discarica a Bortolotto venne quindi aperta per alcuni mesi e Sergio Orsi mi garantì una somma pari a 10.000 euro mensile, conteggiandola autonomamente. Nella medesima occasione d'incontro mi chiese anche di intervenire presso la stessa amministrazione comunale per recuperare un credito da lui vantato, pari a circa 10 milioni di euro, promettendomi la somma di 1 milione di euro. Dottore, vi ho detto un fattore di non ricordare, se ricordo bene, poco prima vi ho detto circa 500.000 euro, se non vado errato, sì. Però è un fattore di non ricordarmi. Questa è l'occasione quando io gli ho detto in faccia che l'avevo mandato. Quindi è 10 milioni di euro la somma, il credito È probabile, non ve lo posso confermare in questo istante, però se vi ho detto che erano 10 milioni di euro 4 anni fa, ero avevo più memoria di ricordare le cose. Se vi ho detto 10 milioni 4 anni fa, sono 10 milioni pure adesso, non è che voglio... Sì. E quindi 1 milione d'euro era quello che avrebbe promesso di dare al clan. Lui mi voleva dare un qualche cosa in meno e io volevo approfittare a ricavare un qualcosa in più. Senta, lei ha parlato anche la scorsa udienza della richiesta poi riuscita da parte sua di operare affinché fosse aperta la discarica chiusa di Bortolotto e con il vantaggio poi che ne è stato per alcuni mesi 10.000 euro.
Volevo chiedere, quella mi ha detto che era una discarica, già nella scorsa udienza ha detto che era una discarica chiusa, e c'erano delle iniziative popolari per bloccarne l'apertura, e lei intervenì su queste iniziative popolari. Perché, se lo ricorda, la popolazione non voleva che fosse aperta quella discarica, se lo ricorda? Tutto quello è quasi sempre che si fa per discariche, inceneritori e quant'altro, che si fanno queste manifestazioni che nessuno non le vuole. Andando proprio nel momento. E la discarica già, chi è che la voleva? Là non la voleva all'apertura, non la voleva nemmeno il sindaco. Il sindaco ha appoggiato la mia richiesta. Sì, Se non ci era stata... Volevo capire se c'era qualche ragione, oltre quella generale, generica, di contrasto da parte della popolazione, se era una discarica che lei sa chiusa perché era sostanzialmente pericolosa. Dottore, io quello che ricordo in questo momento avvenivano delle manifestazioni pure quando bruciavano i cassonetti o quant'altro, che andava colpo su di noi. Va bene, no, una causa, una ragione specifica non se la ricorda? No, quella là specifica è solo il fatto che loro non hanno preso nessuna iniziativa. Questo era quello là che poteva raggruppare la popolazione per fare la manifestazione. Abitava in Pescopagano. Quindi io ho provveduto, prima che loro potevano fare un'iniziativa di protesta, mandai dei miei affiliati da questa persona e dice: guarda che stiamo operando per aprire per qualche mese la Bortolotta Nadevoto, non fate casino, non intervenite a fare manifestazioni. E lui accettò e non fece le manifestazioni. Quella si aprì allora. Fu minacciato in questo senso oppure fu... Dottore, io, come dire, basta solo la presenza, anche che ce lo dite con dolcezza, io siamo camorristi, quindi quando vai da una persona che lui, e quindi non c'è bisogno di alterarsi per lui per capire che... Però non mandata come... Cioè loro sapevano, questa persona di Pescopagano sapeva chi era lei? Sì, Oh, allora non mi conoscevo. E allora non c'è bisogno di spiegazioni perché lo dici 416 bis. Ho capito. Quindi... Che è una forza di intimidazione che è già presente sul territorio, già diffusa nella popolazione. Questa, basta già la nostra presenza, quindi già è automatica. Senta, volevo chiedere, rispetto al ruolo di Valente, lei fu più preciso nel corso dell'interrogatorio, sempre quello già citato, in particolare a pagina 50 del trascrittivo coerente con riassuntivo, lei aveva detto su questo punto: in relazione a questo punto, allora leggo la parte di interesse anche per la sequenza. Nicola Ferraro mi diede un foglio scritto, non ricordo in che senso con esattezza, ma mi diede un foglio prima dei 200 mili di Cicciariello. Si tratta di quando io ero attivo per cacciarli con questa benzina e cose varie. Un foglio dove era scritto che lui doveva nominare come presidente della discarica, a parte Valente presidente a Mondragone, che ci abita e fa da presidente nella gestione che lui fa a Caserta, a Santa Maria dove ha pure l'ufficio, non so che rappresentava proprio Sergio Orsi o Michele Orsi, fanno da presidenti in questo ruolo. Praticamente una volta andati via lasciavano il nome che io gli avevo indicato, che sarebbe stato quello che aveva indicato a me Nicola Ferraro. Mi dovete scusare se non riesco. Poi prosegue, uno dei due aveva la capacità, non come Valente, ma quasi allo stesso modo di Valente. Valente è più ampio. Poi la domanda: Valente era presidente, sta cercando di dire che uno dei due Orsi, punto di domanda, lei dice è presidente, o comunque è lui al comando di questa gestione che riguarda la discarica di Santa Maria. Poi a pagina 76, a rilettura, viene riletto la fase riassuntivo, alla domanda: Presidente, quale carica rivestiva? Lei dice sì, Presidente dell'intero consorzio, sempre riferito a Valente Giuseppe, quindi indica Presidente dell'intero consorzio. Pagina 33, poi, sui rapporti con Orsi, lei diceva: sempre sul punto di Valente,
questo era il mio pensiero, farli impaurire contemporaneamente. Il primo giorno mi misi in appostamento, per quello che vi sto dicendo, ma non lo trovai. Tentai un secondo giorno a Mondragone, bloccati Valente, presidente del consorzio, da Nicola Ferrari e qualcuno dei mondragonesi. Completamente Nicola, poi proseguendo, Nicola Alfiero bloccò il presidente Valente a Mondragone. Dovevamo impaurire Orsi da qua e Valente da là, perché era una cosa alla fine, non ricordo l'esattezza, ma c'era un interesse. Valente era molto influente nel suo ruolo sugli Orsi, quindi l'ha indicato presidente del consorzio, più volte presidente, più presidente del consorzio. Sì, io che non ricordo a volte di pronunciare delibera oppure consorzio, Sì. quindi quando faccio questo consorzio esatto. Il consorzio, quale consorzio? Il consorzio che faceva parte tutto io esisteva la C1, C2, C3 e C4. Il C4 era quello riferibile ai fratelli Orsi. E quindi c'è stato il consorzio, quello che è presidente del consorzio è come si chiama? È Valente. E quindi Valente era il presidente del consorzio C4. C4. Poi c'era la Lega Ambiente che sarebbe la cosa privata, diciamo, che apparteneva agli Orsi, come ditta. Flora Ambiente. Flora Ambiente, chiedo scusa. Che era quella che aveva il 51% della quota dell'Eco 4? Sì, la quota privata. La quota privata. E anche... Però credo che queste circostanze forse non è che ce le deve spiegare Guida, perché sono anche documentali. No, siccome ha parlato del 51%, volevo capire. Ci deve dire Valente in modo che poi certo, le parti del tribunale comprendano. E senta, a proposito dei rapporti tra Francesco Bidognetti e Cosentino, lei li ha indicati alla scorsa udienza, ma fu chiaramente più preciso nella fase delle indagini preliminari, pagina 7 e 8 del trascrittivo. Glielo rappresento perché lei ha dichiarato... Però Presidente mi perdoni, sì. Io credo che vada fatta prima la domanda, perché di questo tema già ne ha parlato, o lo riesploriamo e poi facciamo una contestazione se c'è contrasto, non partiamo direttamente con la contestazione, o ci indica il punto in cui c'è contrasto delle precedenti trascrizioni, così? Sì, il punto in cui vi è della dichiarazione di dibattimento e il contrasto della trascrizione, che ovviamente procederò a contestare, è quello riportato alla pagina 69 del verbale di udienza scorsa. Non faccio riferimento alla lettura di tutto il verbale perché diciamo per ragioni comunque lo potete leggere e rappresento la necessità di verificare un po' più precisamente quello che era in particolare, se lo sa posso fare riformare la domanda, se può dirci qual era in particolare lei ha indicato pagina 71 perché grazie a Bidognetti Franceschi il Cosentino aveva preso un volo nella politica, come si dice nei voti va, quindi non era una cosa così superficiale e quindi ha indicato praticamente il fatto che ha preso un volo nei voti. E esattamente con chi, diciamo, chi è che era il soggetto che aveva operato per aiutare Cosentino nei voti? Dottore, io detto da loro, il Bidognetti si è prodigato di far votare il Cosentino quando diciamo non era nessuno a confronto di adesso, chiedo scusa se mi pronuncio così, sì. Ai primi passi di Cosentino. E successivamente quando è stato arrestato Bidognetti Francesco hanno proseguito a stare vicino a lui per la votazione i familiari. Al che il Bernardo Ciride, c'era Gaetano Cerci e altri loro familiari, questo è detto da loro. Quindi prima dell'arresto di Bidognetti Francesco del 93 era direttamente Bidognetti Francesco a operare? Detto da loro, è quello che si è attivato ai primi passi del Cosentino e Bidognetti Francesco. Bidognetti Francesco venne arrestato nel 93. Successivamente loro dicono che si sono sempre adoperati per far votare a Cosentino. Quello che mi hanno detto, quello vi confermo.
Senta, sempre su questo argomento, ma in particolare su quello che le avrebbe detto Vassallo Gaetano. In particolare, lei ha già riferito su questo punto alla scorsa udienza. Pagina 91-92 del verbale e 93, per evitare ovviamente una lettura, era stato contestato un passo della dichiarazione del verbale riassuntivo, poi dopo una contestazione da parte della difesa, questo anche per il Tribunale, non è comprensibile esattamente la sua risposta, perché lei dice non mi ricordo frase per frase, ma il succo del ragionamento, ma io non ce la faccio a ricordare ogni frase proprio, ma come mi sono espresso con i miei affiliati, quello che riesco a dare ve lo dico. Quindi alla contestazione lei rappresenta il succo del ragionamento puntini puntini, ma non ce la faccio a ricordare ogni frase proprio, ricordo frase per frase, ma è il succo del ragionamento. Era stata fatta una contestazione e la risposta è variamente interpretabile, lo interpreto come conferma, però volevo, siccome non è chiara la sua risposta, volevo procedere a illustrare la contestazione nello specifico utilizzando il trascrittivo, visto che non era chiara la risposta. Se vuole rifaccio la domanda su quello che le disse Vassallo Gaetano precisamente quando ebbe a incontrarlo nella prima occasione di incontro sul conto di Nicola Cosentino. Però Presidente, chiedo scusa, questo è stato già oggetto di domanda, il teste non ricordava, gli è stata fatta la contestazione. Alla contestazione ha dato una risposta, riproponiamo nuovamente Demplan lo stesso tema, la stessa domanda, la stessa contestazione. Il senso qual è? Cercare di ottenere una risposta diversa, ma questo francamente è suggestivo. Il pubblico ministero dice che la risposta a seguito della contestazione non sarebbe chiara e perciò sta riproponendo questo tema. Non è chiara perché non mi ricordo frase per frase, ma il succo del ragionamento, puntini puntini, ma io non ce la faccio a ricordare ogni frase proprio, quindi la risposta sembrerebbe che il succo del ragionamento è quello di cui è la contestazione, io lo interpreto così, ma non è ovviamente la mia interpretazione, non è detto che sia quella più corretta, e quindi siccome abbiamo qua la fonte, anziché lanciarci in interpretazioni, le ripropongo la domanda verificando eventualmente con una contestazione più specifica ancora quello che è il ricordo della fonte. Dovrebbe riproporre la contestazione. La domanda era che cosa le disse, ripropongo la domanda, dico aperta ovviamente, nel senso cosa le disse Vassallo Gaetano sul conto dei rapporti tra lui e Nicola Cosentino nella prima occasione di incontro, nelle prime occasioni di incontro. Dottore, io la prima volta che ho incontrato il Vassallo ero in compagnia di Bernardo Cirillo e ci siamo incontrati dentro una masseria a Castelvolturno. In quell'occasione, a parte che ci siamo presentati che io non lo conoscevo, abbiamo parlato specificamente della faccenda Orsi, della raccolta orsi a Castelvolturno, che lui, a parte che me l'avevano detto i vari miei affiliati, compresi Bernardo Cirillo eccetera, lui mi ripeteva che si era attivato molto con i suoi camion e con altro a favorire i fratelli Orsi per accaparrare, non per farlo vincere alla gara, ma per appoggiarlo con le attrezzature, con le sue attrezzature, che era l'inizio dei fratelli Orsi che poi vinsero la gara successivamente. E che io abbia parlato con lui del Cosentino, perdonate signor Presidente, ma io non lo ricordo in questo istante. Se ve l'ho detto 4 anni fa, quello che vi ho detto 4 anni fa, non posso che confermarlo. Allora è solo un fattore di non ricordarlo in questo momento. Per aiutare nel ricordo, vi leggo la contestazione, prendo esame il trascrittivo in questo momento. Allora,
quindi Vassallo le confermò quello che le era stato detto, pagina 43, esatto, che lui era messo a disposizione di Sergio Orsi, dei fratelli Orsi, con i suoi mezzi, la sua impresa. La domanda poi successiva: Vassallo ebbe modo di parlare, di fare il nome di Cosentino in questo incontro? Lei disse sì, noi parlammo di Cosentino. Domanda: quando? Di Orsi, Vassallo e Cosentino già mi era stato spiegato da Bernardo. Quando ci incontravamo con Vassallo, lui diceva ancora qualcosa di più, nel senso che si ricordava tutti i suoi passaggi, quindi i suoi passaggi erano tra lui, Bidognetti, Orsi e Cosentino. Quali erano questi passaggi? Mi diede una spiegazione più ampia. Che vuol dire? Cosa spiegava in più Vassallo? Che noi avremmo fatto i lavori per la nostra attività malavitosa ad Orsi. Dall'altro lato Cosentino aveva operato come politica a favore degli Orsi, quindi gli Orsi erano arrivati al loro intento. Come le disse Vassallo tutto questo? Come lo sto dicendo io a voi, io ho fatto questo con i camion, anche Nicola ci ha dato una mano e sono arrivati all'intento. Nicola chi sarebbe? Definire proprio ogni cosa non saprei, non ero fuori, ma non ero fuori, devo cercare di ricordare quello che mi hanno detto. Nicola chi sarebbe? Nicola è Cosentino. Perché lo chiamavano Nicola? Lo chiamano Nicola Cosentino, uno dei due modi è lo stesso, ha un soprannome però, se stiamo parlando di Cosentino e si pronuncia Nicola sì, la prima pronuncia è sempre Cosentino per intendere la persona, poi lo hanno chiamato con il nome. Per capire bene, per quello che le ha detto Vassallo all'epoca nei limiti del ricordo, mi può spiegare bene qual è la sostanza del ragionamento di Vassallo stessa circa il contributo che lui rende il ruolo di Cosentino? Lo può spiegare bene? Lei risponde: Vassallo opera attraverso noi Bidognetti, mettendo a disposizione di Orsi la sua attività. Cosentino dal lato suo metteva la sua attività politica fuori di Orsi, lui fa il politico e solo così può intervenire. Era un rapporto complesso, per cui uno in un modo, uno in un altro, eravamo quasi tutti bidognettiani. In fondo è sempre Bidognetti, Vassallo è a disposizione di Bidognetti, Sergio Orsi è a disposizione di Bidognetti. Perché lo ingrandiscono loro? Cosentino ha avuto i favori dai Bidognetti come politico. Vassallo parlava di qualcosa che riguardava il rapporto tra lui e Cosentino, le risponde: lui lo conosceva bene, mi parlava del fatto che lo conosceva. Quindi lo conosceva? Sì, lo conosceva. Vassallo raccontava qualcosa in più su questa conoscenza diretta che lui aveva, mi riferisco a qualche episodio. Parlavano che era una cosa Cosentino ed Orsi, Cosentino non lo favorisce così tanto per favorirlo, ricordo bene che in questa attività di Orsi c'è proprio Cosentino dietro. Come ci sia non lo so spiegare perché si faceva cenno, si parlava di queste cose, al momento non ricordo, non è che Cosentino gli faceva un favore tanto per farglielo, senza interesse, come dire. Vassallo sa meglio la questione, sono paesani tra loro e più conosce i soggetti personalmente. Si può dire che lui sa molto più di me in merito a questa storia, perché io mi trovo in carcere, lui invece era fuori, ha svolto di persona l'attività con Orsi, gli incontri con Cosentino. Come ruolo, dottore, come ruolo quello che era il, come si chiama, a parte fra la mia carcerazione e lui libero, cioè come ruolo lui ha più contatto, per la sua attività ha più contatto con queste persone. E io posso non, come dire, esprimere esattamente come 4 anni fa, però adesso vi dico che è un modo, poi mi correggete Presidente se non sono chiaro, che un modo Cosentino per la sua attività e come ha avuto i voti per salire poi alla sua, come non dico oggi, ma fino a che l'hanno aiutato i Bidognetti, i vassalli in un modo, come si chiama, i fratelli Orsi in un altro modo. Stiamo parlando che si incrociano tra loro, ognuno ha un suo ruolo e per far camminare, come dire, una barca ci vogliono tante remi e i remi sono queste persone qua, se riesco ad esprimere e farmi comprendere. Queste cose che lei ha detto in quell'interrogatorio le conferma lei? Sì, io lo confermo, no, sto dicendo solo, ripeto, dottore, che io con esattezza quello che vi ho ripetuto 4 anni fa, esattamente ogni parola, non riesco in questo momento a ricordarlo proprio cronologicamente come vi ho detto 4 anni fa, ma ve lo confermo. Okay. Ve lo dico in un altro modo stamattina, però. Va bene, già abbiamo compreso. Questa è la negazione della... Non ho altre domande. La difesa. Senta, chiedo scusa, signor Guida, innanzitutto buonasera, io sono l'avvocato De Caro, difensore di Nicola Cosentino. Una domanda di precisazione perché questa ultima botta e risposta tra domanda e risposta, chiedo scusa, non vorrei offendere nessuno, tra il pubblico ministero mi convince poco, nel senso vorrei capire, lei oggi non ricorda e quindi dice per definizione
quello che ho detto 4 anni fa è vero perché io ho detto la verità, oppure lei ricorda, dopo che il pubblico ministero le ha fatto questa contestazione, quelle cose che ha detto? No, avvocato, io ho detto che non ricordo quello che ho detto 4 anni fa, non sono ingrati come memoria di ripetere le stesse frasi che ho pronunciato agli interrogatori passati. E oggi se mi pronuncia a dirli in toni diversi, però il contenuto di che è quello là. Io, se vi ho detto il rapporto che mi è stato riferito, che hanno... Però lei... Dite. No, volevo giusto per consentire di specificare. Lei in ordine ai rapporti con Vassallo, Gaetano, sì. Ricorda una conversazione specifica, una cosa specifica che le ha detto Vassallo su Nicola Cosentino, un fatto specifico, o ricorda solo... In questo momento non lo ricordo, in questo momento non lo ricordo. Poi, va bene, ok, volevo poi chiederle, signor Guida, mi perdoni, qui ci sono una serie di interrogatori, mi sfugge un dato, o meglio, forse risulta dagli atti, ma è una mia lettura cattiva. Lei quando ha iniziato a collaborare con la giustizia? Settembre 2009. 2009. Quindi i 2 interrogatori che lei ha reso e che risultano agli atti, peraltro su cui abbiamo dato un verbale, abbiamo dato un accordo acquisitivo, del dicembre 2006, in particolare 21 dicembre 2006 e 7 giugno 2007, sono verbali in cui lei non era collaboratore di giustizia. Ora non so se lei ricorda il contenuto di quei verbali o della parte di quei verbali che io conosco, perché il resto sono omissati. Ricorda se disse la verità o era ancora malavitoso e quindi si difendeva e non diceva nulla di vero? No, del tutto proprio la verità non era, nel senso che dove potevo coprire qualcuno lo coprivo. Sì, ma no, però non è tanto questo, in particolare il punto fondamentale è questo. Nell'interrogatorio del 21/12/2006, a 2006, a un certo punto le vengono date lettura. Ma poi perdonate per ricordarmi, ma stiamo parlando di un interrogatorio con il dottor Cantone Glielo dico subito. Innanzi al procuratore aggiunto Franco Roberti e al sostituto dottore Cantone. Sì. Le vengono lette le dichiarazioni rese da Orsi, in cui Orsi parla di una richiesta estorsiva che lei avrebbe fatto nei suoi confronti. Lei dice: posso dire che ho incontrato in più di parla di questa cosa. Ricorda quello che disse in questa occasione? Sì, io ricordo pure la cifra che il Sergi Orsi fece la dichiarazione alla procura che la mia richiesta era di 10.000 euro e io dissi al dottor Cantone che non era vera quella che gli aveva riferito Orsi, perché io non ho mai chiesto a lui 10.000 euro, ma bensì l'estorsione vale su quel fatto che già prima della mia scarcerazione lui si era accaparato alla gara e ci dava la rata, quindi questo ci troviamo il fattore estorsivo, ma che lui fa la dichiarazione alla procura che io gli ho chiesto 10.000 euro a quell'incontro diciamo era falso da parte di Orsi, perché lui si è cautelato, non poteva dire lui alla procura: ma sapete, noi abbiamo fatto questo e questo con i bidognetti. Allora dove si è cautelato? E ha trovato opportuno facilmente di dire: Guida mi ha chiesto 10.000 euro, ma la vedosa era Guida, con rispetto parlando alla procura. Però mi conferma che è vera la circostanza che lei aveva fatto un'estorsione a Orsi, che è l'estorsione dei 10 milioni, mi pare, non 10.000 euro. Presidente, mi ponga la domanda, parliamo di qualificazione, che cerchiamo i fatti, non è una domanda, una qualificazione non appartiene all'esame. Lui dice, il pubblico ministero non è credo che sia una persona tanto intelligente da capire cosa è l'estorsione. Ma veramente la risposta di Guida è abbastanza illuminante. Non l'avevo inteso. Nel senso che ha detto che non era vero quello che diceva Orsi, perché in effetti l'estorsione era nata a monte quando si era fatta la gara. Precisamente, ok. E quindi poi volevo dire, lei sempre in questo interrogatorio dice Orsi accusa un morto che è Pasquale Morrone e me che sono detenuto e che non ho più nulla a che vedere con i Casalesi. Sì, questo risponde al vero, cioè nel 2006 lei, 21 dicembre 2006, non aveva nulla a che vedere più con i Casalesi. Risponde al vero. Quando venga arrestato?
quando venne arrestato? Sì, perché una ventina di giorni prima del mio arresto avvenne l'uccisione del Pezzella e poi io seppi che volevano anche ammazzarmi, tra parentesi. Quindi si era rotto con i Bidognetti. Casalesi? Quindi si era rotto con Bidognetti? Sì, mi era rotto e poi successivamente con un incontro con il figlio da distanza, Aniello Bidognetti, al carcere di Voghera, e parliamo dei primi mesi del mio arresto, tra lui che poi mi diede il 41 bis a novembre, quando io dalla finestra, Però quindi al di là della... un pochettino fuori con mia moglie che si incontrava con la carrina per vedere un E pochettino. ci fu un riavvicinamento? Sì, dopo ci fu un avvicinamento, signor Presidente, che andava in difficoltà, non aveva la possibilità di pagare degli avvocati e affrontare dei viaggi di colloqui. E allora mi si d'accordo con mia moglie per rimandarlo un'altra volta dalla signora Carrino, moglie della Bidognetti, per ricavare un pochettino in menziola di nuovo. E Bidognetti si rimise a disposizione? Sì, successivamente l'ho avuto e che poi qualche mese saltava, però... Ma signor Guida, mi perdoni, perché ci fu questa rottura? Ci fu un episodio specifico? Se lo ha detto la scorsa volta le chiedo scusa se gliela ripeto la domanda. Avvocato, io qui Bidognetti mi sono comportato bene, non ho mai rubato, non ho mai fatto delle cose offensive nei riguardi, ho sempre difeso Bidognetti e i suoi familiari. Perché i motivi loro mi volevano ammazzare bisognerebbe dirlo a loro, però chiedo scusa se mi fa continuare. Che io so, era come d'impiccio Guida Luigi, perché fra imprenditori, gente di schiavoni non è che si interessavano di Cirillo Alessandro o Bidognetti Raffaele, conoscevano Guida Luigi dai tempi degli anni '80, conoscevano Guida Luigi per il mio comportamento, diciamo nel ruolo. Non sono stato mai di offendere un altro anche delinquente come me, niente, non ho mai truffato e fatto mai nessuna cosa nei confronti degli altri. È un disagio loro perché tutti volevano parlare con questo compagno Gigino, con Gigino di Napoli, e quindi non contavano loro, era solo per questo fattore, non c'è un motivo specifico, anche se loro dopo hanno detto Gigino ha rubato. Ma se aveva rubato l'avrei detto anche adesso in questo momento, non che me ne importa a me, ho tanti reati, non è che mi farebbe un male a dire. Perché loro ammazzano un Pezzella pure inutilmente, perché ammazzando loro dovevano ammazzare prima a me, però diciamo un pochettino sono stato astuto, più che altro fortunato, perché nella mia vita ce ne sono state gente che mi volevano ammazzare. Quindi mi perdoni, sostanzialmente hanno ucciso Pezzella e volevano uccidere lei perché a un certo punto lei faceva ombra ai Bidognetti. Diciamo fate da parte Guida Luigi, quelle che è capo in testa era Raffaele Bidognetti, perché era figlio di Cicciotti. Messo tra loro, fra i letizi, che io avevo una rottura per una rottura fra di noi quando io ho ammazzato un amico di Giovanni Letizzi e c'era questo odio. E poi con Bernardo Cirillo più volte nel passato, diciamo non all'inizio che lui mi era molto vicino, ho avuto molti attriti con Bernardo Cirillo e ho avuto degli attriti con il genere dei Bidognetti, quindi nel tempo si è verificato più attriti di questa portata. E quindi Guido, quando prima ce lo togliamo dai piedi, scusate se mi esprimo in questo modo, era meglio per loro. A che serviva più Guida Luigi? Io quando sono uscito di Bidognetti non si parlava più, si è riballato un'altra volta di Bidognetti Francesco, proprio grazie a Guida Luigi. Non c'erano, erano solo, ad esempio c'erano i cugini Letizzi. Mi perdono, capisco, prego. però se andiamo avanti così poi non ne usciamo più, mi basta questa considerazione. Volevo chiederle poi, il tema è rapporti suoi con gli orsi per Castelvolturno. Sì. Ok, mi può per piacere ricostruire le date in maniera un poco più precisa, perché anche rileggendo i suoi interrogatori e le dichiarazioni rese al dibattimento non le ho capite. Cioè lei viene scarcerato ad agosto del 2001, giusto? Esatto. Poi dopo quanto tempo lei viene a conoscenza, se mi può rispondere nei limiti ovviamente del suo ricordo, in maniera sintetica e precisa, ovviamente non un giorno e un'ora, ma termini approssimativi naturalmente, sulle date. Dopo quanto tempo viene a sapere
che gli orsi pagavano una tangente ai bidognetti di 15 milioni al mese? E questo già dopo un paio di settimane, 3 settimane, parliamo a meno di un mese, avvocato. Che... Ok, viene a sapere questo, poi nella stessa data viene anche a sapere che la quota non è soddisfacente, che... Chi lo aveva detto che non era soddisfacente? Questa qua, quella nel momento che esco il 21 agosto, loro erano un pochettino, cerco di essere breve, un pochettino divise tra loro, fra il Bernardo Cirilla e Giosuè Fioretti che tiravano più vicino a Bidognetti Francesco. Miele Massimiliano e Francesco Borrato più vicino a Giuseppe Sedala e della Vassana Giuseppe. I cugini Franco e Giovanni Letizia più vicino a Bidognetti Domenico, e quindi io però stavo più con Bidognetti, sono andato a Casal di Principe per Bidognetti Francesco, quindi più vicino a Bernardo Cirilla e Giosuè Fioretti. E quelli là che avevano, diciamo, la cassa del clan in mano, e quelli che comandavano un pochettino più di queste varie persone che ho appena fatto cenno erano i cugini Letizia, perché loro, i cugini Letizia, avevano più potere perché erano più addetti a commettere degli omicidi. Guida, chiedo scusa, sono loro che le hanno detto che era tutti poca loro, non solo i cugini Letizia. Da quando, che lei sappia, da quanto tempo Orsi pagava 15 milioni al mese? Avvocato, bisognerebbe vedere la gara quando se l'ha accaparrata. Più o meno? Non lo so, io sto in carcere. Gliel'avranno detto da un anno? Ma me l'avranno detto, ma non mi ricordo. No. Quindi, no, quello che è certo è che la gara è stata fatta prima della mia scarcerazione, questo è per certo proprio. E che lei sappia, queste persone che pur in qualche modo rappresentavano il clan Bidognetti, hanno mai detto a Orsi, si sono mai lamentati con Orsi che erano pochi i soldi che gli dava, e se sì, che cosa gli ha risposto Orsi? Avvocato, che loro si sono lamentati, di sicuro vicino a me sì, perché io poi come vi ho detto... No, questo l'ho capito, dico prima. Non ho capito la vostra domanda. Grazie, chiedo scusa. Però che loro si sono lamentati, credo proprio di sì, perché se non era così non mi avrebbero nemmeno suggerito delle cose che io... Sapete che cosa gli hanno detto gli orsi? Se ricordarmi proprio tutto, no. No. Che loro si lamentavano perché loro dicevano... Compa, ma ne abbiamo fatto di più, quando ci stava parliamo addirittura di Aniel Bidognetta Libera, parliamo di Giuseppe Sedela Libera, che qua andiamo anche quando Sedela era libera per questa faccenda Orsi, all'epoca diciamo, no, questi gli ultimi episodi di Sedela. Senta, allora chiedo scusa, dopo quanto tempo poi lei ha deciso di chiamare, di fare questo incontro con gli orsi, col famoso appunto che le avevano preparato Miele Borrata, mi pare, o insomma i suoi affiliati? Questo probabilmente, che ricordo, è avvenuto nei primi mesi del 2002. Si ricorda, lei mi pare che già ha detto che è avvenuto dopo qualche mese, si ricorda più o meno con precisione? Se me lo riesce a dare, aspetti, le trovo anche la parte... La pagina 33 dovrebbe essere, sì, li ho incontrati la prima volta proprio a casa loro, questo è avvenuto dopo un po' di mesi dalla mia scarcerazione, non ricordo quanti mesi ma alcuni mesi, perciò le ho ripetuto la domanda. Ricorda se è avvenuta più o meno, se la riesce a datare, lo riesce a datare questo incontro? A datare, posso dire solo i primi mesi del 2002. No. Poi dopo quanto tempo da 15 milioni le hanno portato la quota a 30 milioni? Loro, per farvi intendere a voi, quando in Miele Massimiliano, perché vi ho detto prima, se posso signor Presidente, avevo detto una falsità alla procura il Sergio Orsi, perché se tu vuoi accusare Guida Luigi non ti puoi fare del male tu stesso a dire la verità alla procura e ti inventi 10.000 euro. Perché se fosse originale la tua dichiarazione alla procura, all'epoca dottor Cantone, avresti dovuto dire a casa mia è venuto Guida Luigi, Miele Massimiliano che mi hanno accompagnato loro e Francesco Borrato. Essendo che Guida Luigi sta in carcere, chissà se esce più, ecco che gli è facile accusare Guida Luigi e Pasquale Morrone che è morto.
Perché se è originale la tua accusa, devi essere presente in casa tua, e non ci sono venuto io che sono di Napoli, non ci sono andare, io posso andare a Casale, ma non so le case delle persone. Come potevo sapere la casa di Sergio? No, ma questo è chiaro. Volevo ancora chiederle, mi perdoni, giusto per capire alcune cose. Lei in quel famoso incontro, poi torniamo sulla data che vi separa dal passaggio dai 15 ai 30 milioni, in quel famoso incontro dice che lei rimase perplesso che Borrata e Miele sostanzialmente rimasero zitti, nonostante erano quelli che l'avevano, tra virgolette, insolfata. Uso questo termine per capire. Anche loro fanno parte di avermi messo a corrente di quello che avevano fatto i bidognetti. Benissimo. E l'avevano, come dire, anche loro detto devi intervenire perché dobbiamo chiedere un aumento. Sì, loro quando siamo partiti, loro sono i miei affiliati, sono i miei amici, siete anche voi, non solo gli altri, anche voi due, che mi avete detto che il gruppo Bidognetti hanno fatto molto di più per Orsi. Però al momento che ci troviamo sedute, e io ribadisco anche quelle che mi avete fatto scrivere voi sul biglietto, Miele, Borrata, okay. Però all'atto che poi il Sergius nega, voi non rispondete in mezzo, state zitti, quindi mi sono trovato come isolato. Vado con due amici che mi avete detto e ridetto e poi... Guida, lei mi ha detto, poi dice a un certo punto lei si arrabbia con gli orsi al punto che prende la pistola... Sempre in questa riunione, giusto? Sì, però non è che la prima parola che ho detto e lui ha negato e io sono scattato. E quando gli ho detto, ha letto tutte le decine, 10, 12 cose che erano scritte su bigliettini di quelle che avevano fatte per loro. E a questo punto le devo chiedere, lei nel corso di un interrogatorio dice che addirittura lei si preoccupò persino della sua persona. Perfino? Lei dice nell'interrogatorio del 29 settembre mi preoccupai persino della mia persona. Di cosa ebbe paura? Avvocato, io in quell'istante ho avuto come una sensazione, sento che non mi sono sentito, io non avevo bisogno della protezione dei due, ma io mi sono presentato in quella casa con due persone, miei affiliati. Se vengono quei miei affiliati, io non ho più quella riflessione come sono partite, perché se io non andavo con quei due, allora io mi basavo sulle mie forze, sulle mie capacità e quindi non sulla reazione come poteva avvenire. E proprio attraverso il loro comportamento, sia degli orsi e più di quei due, perché gli orsi io avrei anche potuto riprendere quando volevo successivamente con orsi, ma quello che mi ha fatto scattare a prendere la pistola sono quei due per il loro comportamento, ma non perché io mi preoccupavo che loro due mi avrebbero ammazzato. Riesco a spiegarmi, signor Presidente? Voglio dire, io vado con due amici, diciamo spalleggiati, poi invece no... Pensavate che potesse essere un'imboscata? No, signor Presidente, sente che io sono venuto con due persone in questa casa, due miei amici, ma vedi che nel discorso, quello che mi avete detto e questo sta negando, voi non rispondete in mezzo. E man mano si accelera la mia, come dire, incomincia a non sentirmi più agio mio. Ecco che io mi alzo a questo discorso. Però, sì, però signor Guida, diciamo che mima la condotta che ha tenuto nella circostanza. Lei lo ha detto. Io mi sono cambiato l'aspetto, la serenità mi è venuto meno. Mi perdoni. E quindi l'unica cosa è... Io le dico proprio, le ripeto, la parola che lei ha utilizzato. Che aveva paura. Come ha detto? No, dice, allora, leggo testualmente, prende così tutti, perché poi questo è il limite non mi fidavi, del riassuntivo. Perché purtroppo le parole poi sono sempre mediate, anche se il senso è lo stesso, però è difficile poi comprendere. Mi innervosì rapidamente, anche perché le persone che erano con me, Borrata e Miele, ossia quelle decisamente più informate di me, rimasero mute senza dire nulla. Mi preoccupai persino per la mia persona e mi allontanai rapidamente tenendo la mano sulla pistola che avevo alla cintola dei pantaloni. Da quello che lei dice sembra, però è una mia interpretazione, che lei ebbe paura della sua incolumità. Sì, ma io non avevo paura dei tre che potevano darmi una coltellata o spararmi. A quel punto, quando loro quando si crea quell'atmosfera, ecco che io di che cosa mi dovevo fidare. Non riesco a spiegarmi. Vabbè, quei tre non, perdonate, Presidente, se mi esprimo in questo modo, non mi facevano proprio paura.
Ma infatti da quello che lei sta dicendo... Assolutamente, però visto e considerato, io mi siedo con serenità, con due persone che quando meno mi potevano, non dire appoggiare, ma il vostro comportamento mi ha fatto venire quell'ansia di scattare, perché non è che tu ti presenti a casa di una persona, può essere d'accordo o non d'accordo, ma tirare la pistola non è uno scherzo, insomma è offensiva. Però purtroppo a me il mio stato d'animo, come si è formato che l'atmosfera in quella casa, non mi andava e quindi ho fatto quello scatto. Ho capito. Senza stringere la mano e non andare nemmeno con quei due. Vabbè, abbiamo... Sono venuti altri due miei amici che mi avevano accompagnato prima e me ne sono andato a quelli due, ho rimasto pure a come si chiama? Borrate e miele. E miele là. Vabbè, posso... Che poi l'ho richiamato dopo e poi... Ancora, però il fatto che Borrate e miele rimasero in silenzio le creò sospetto, voglio dire. Sì, l'ansia mi hanno messo un'ansia addosso, Ora, è normale questo. senta, Ho detto preoccupazione, ansia, siamo là. Senta, torniamo alle date, quindi se le chiedo sempre, perché capisco la foga di chiarire, però lei una serie di cose le ha già dette, se no le ripetiamo e facciamo un nuovo esame perdiamo solo tempo. Le mie specificazioni puntano ad avere dei chiarimenti che io agli atti non ho trovato. Allora, dopo questo primo incontro, in cui lei ha questa discussione, contesta agli orsi una serie di mancanze, Borrate e miele stanno zitti, gli orsi le rispondono però in maniera evasiva, lei si arrabbia e se ne va, e in quella sede però poi successivamente gli orsi vi mandano, aumentano da 15 a 30 minuti. Dopo quanto tempo? Ecco, volevo sapere. Dopo quella seduta, quando sono scattato e me ne sono andato, se passano un po' di settimane, non saprei essere esatto su quante settimane sono passate. Quando loro hanno a parte che si è visto già in quel momento che loro poi hanno capito, è vero che io me sono andato, ma loro si sono preoccupati loro. Guida, voi questo già l'avete detto, ho capito, loro a un certo punto si preoccupano e vi mandano a dire che da 15 vogliono salire a 30.000. No, loro fanno primi suggerimenti dei fattori che io ho mandato a chiamare il fratello del sindaco Afonso per raggiungere i 500 milioni e non se ne fa niente perché dice... E poi da 15 portano a... Poi successivamente, passando sempre settimane, non so, potrei dire una settimana o un mese, insomma è passato del tempo, successivamente avviene la cosa, che loro si preoccupavano di me e poi anche l'altro, perché io poi quando l'ho visto in secondo momento l'ho fatto saltare in piedi, i due miele fra Borrate, insomma non è che non gli ho detto niente, e si sono preoccupati. Ho detto va fine che non vi accira tutti e due perché siamo bidognetti, i Borrate e cose. Se potevo l'avrei anche fatta, ma per non fare ancora una rottura interna a noi, non è che mi interessava i meriti l'orsi. Poi successivamente loro, non si sono fatti niente dei 500 milioni, loro successivamente aumentano a 30 milioni. Allora, vi potete, scusatemi, diciamo che loro hanno negato la prima volta, Guida, non hanno voluto accettare di... Guida, abbiamo capito, prego. No, fermatevi un attimo. Quanto approssimativamente, nei limiti in cui il vostro ricordo ve lo consente, da questa prima riunione a quando vi incominciano a dare 30 milioni, quanto tempo fa? Passano un po' di mesi. Quanti mesi? 3, 4, 2? Perché non sono nelle possibilità. Da quello che desumo, se lei dice che ebbero paura, non è che è passato chissà quanto tempo, qualche mese, 2, 3 mesi, 4 mesi? No, un mese no, molto di più di un mese. Perché c'è stato l'intervento dei passaggi che lui mi ha mandato a dire, il tempo di trovare la persona... Qualche mese, possiamo dirlo? Ma più di un mese. Sì, più di un mese l'ho capito, 2, 3 mesi, 4 mesi, se non si ricorda non fa niente. Io ricordo che un bel po' di tempo, un bel po' di mesi abbiamo ricevuto sempre questi 15 milioni che io già ho trovato alla mia uscita della loro rata, della estorsione che pagavano. E quindi sono passato un bel po' di mesi. Parliamo di... Senta, dopo... Che io sono uscito ad agosto e quindi a casa loro mi sono recati i primi mesi del 2002. E quando saranno passate? Non lo so, 2, 3, 4, 5, ma una cosa del genere, non è che si può andare a qualche anno. Poi, dopo quanto tempo sono stati cacciati da Castelvolturno? Sempre se ricordo approssimativamente. Quando io dopo questo incontro aggressivo a casa loro e ho fatto richiamato i due miele Borrata, con minacciato anche loro. Cioè per quanto tempo vi hanno dato 30 milioni?
per quanto tempo vi hanno dato 30 milioni? I 30 milioni loro li danno a noi fino al momento che viene mandata via da Castelvolturno, cioè quando lui non ha più, quando lo mandano via i comuni, quando non ha più la facoltà di fare la raccolta a Castelvolturno. Fino al giorno che loro raccoglievano a Castelvolturno hanno pagato, questo ve lo posso confermare. E dopo quanto tempo voi li avete mandati via? Vi ricordate più o meno? 6 mesi, 8 mesi, un anno? No, molto di più. A mandarli via da Castelvolturno parliamo di un altro periodo. Quindi i primi mesi che ho incontrato a casa loro passano un po' di mesi, ma che sanno 2, che sanno 4, che loro riportano a 30 milioni. E il fattore poi di mandarla da Castelvolturno, stiamo parlando come minimo il 2003. Passa buona tutti i 2002. Tutto il 2002 e 2003. Quindi dovrebbe essere intorno al 2003. Fra mandarli via effettivamente dovrebbe essere fra il 2003 e 2004. Senta, posso capire un'altra cosa. Prima degli orsi a Castelvolturno, lei ha detto c'era una ditta vicino a Ferraro, giusto? Sì, Ferraro, mi sembra che C'era lui o c'era una ditta vicina? Quale ditta c'era? Ci può dire il nome? No, su questo non mi ricordo in questo momento. O che era vicino a lui e che era proprio la sua. Lui aveva l'Eco Campania, che era una ditta sua. Ma questo chi ve lo ha detto? Questo chi ve lo ha detto? Come questo è in mezzo a noi. Io tutti i passaggi che c'era il Ferrari, è stato cacciato il Ferrari e poi sono penetrato a vincere la gara ai fratelli Usse e me l'hanno detto i vari componenti del mio gruppo quando sono uscito da questo. E poi dopo che se ne vanno gli orsi da Castelvolturno, chi prende il... Per essere più sicuro di vincere la gara, per manovrare la gara, incontrandomi con il sindaco Antonio Scalzone, lui che fa? Mi mette come assessore all'urbanistica, se non vado errato, l'assessore proprio alla nettezza urbana, a quale tu il ruolo dell'assessorato della nettezza urbana. Lui mi mette proprio a Mimmo Giancotti, Domenico Giancotti. E sente che Domenico Giancotti era molto vicino a me, Domenico Giancotti, perché era anche un po' imparentato con Pasquale Morrone, che faceva il mio capezzone a Castelvolturno, Pasquale Morrone. E mi mise proprio a lui, in modo che avendo a Mimmo Giancotti a quel posto, a quella patrona, avevamo per tutta la facilità di manovrare come organizzare gli incartamenti e quant'altro per poi fare la gara. Chi la vince questa gara? Perché la doveva vincere Ferrara, giusto? Sì, ma quando abbiamo fatto questo preparativo e c'era il giorno di fare la gara, è il giorno che si dovevano consegnare le buste, si è trovato solo Nicola Ferrara, detto anche proprio in persona da lui. Gigi, io mi sono trovato solo io e mi sono preoccupato a non presentare la busta mia, perché poi, essendo che tutti sapevano di questo mestiere, e gli orsi non si potevano più presentare, sicuro, per certo, perché se io vi ho mandato io non so come potete presentarvi. Altre ditte che potevano venire da Napoli ad altro, insomma non sono venuto nessuno. E lui ha trovato la scusa di dire Gigi, ma io non ho voluto rilasciare alla mia busta Nicola Ferraro. Tanto è vero che successivamente a questa giornata mi sono incontrati di persona con Mimmo Giancotti e dice compa Gigi, guardate che questo vi sta prendendo in giro perché questa la gara non se la vuole accaparrare. Che poi successivamente nel tempo ho visto che il Nicola Ferrari non ha fatto altro che danneggiarmi. Perché? Perché tu hai detto Gigi, se mandi i fratelli Orsi a parte del mio principio e ti dà 30 milioni a mese, io te ne do 50 e quindi io l'ho fatto per principio e per ricavare ancora 20 milioni in più. E con Nicola Ferrari perché poi si avvalo quello che mi dice Mimmo Giancotti, perché dall'altro lato c'è Bernardo Cirillo che dice non ti fidare troppo di Nicola Ferrari perché Nicola Ferrari è più vicina alla famiglia Schiavone. Che cosa succede con Nicola Ferrari? Che a Luciano c'è da
c'è un progetto di fare l'area PIP, il centro commerciale. Sì, però mi chiedo scusa, perché sennò passiamo da un salto all'altro. Fermiamoci un attimo qui, però mi spiega, se il Presidente mi consente, perché sennò poi ai PIP ci arriviamo, ai PIP di Luciano. No, voi dite voi, sto qua. No, per avere delle spiegazioni. Che poi io cerco di... No, infatti ho notato che voi quando... esprimere racconto man mano che l'ho vissuto. No, ma io ho capito che quando prendete il filo del discorso non vi fermate più. Però io per ragioni di economia, nel senso che siccome evidentemente c'è un nesso in quello che sta dicendo, onde evitare anche che in sede di riesame recupero il nesso, se magari si fa completare la frase però l'avvocato ha fatto una domanda, nel senso, se non mi sbaglio è questo, cioè poi questa gara come è andata a finire? Nicola Ferraro, che era quello che spingeva per far uscire gli orsi, a partecipare, ha vinto, oppure chi ha vinto? No, io questo sì, no, alla fine non se l'ha caperrata, non si è fatta la gara e è andata a finire non più nel privato la raccolta a Castelvolturno, ma nello statale, a tal punto che noi abbiamo perso i 30 milioni di orsi e per tutto quel tempo non abbiamo ricevuto più niente. Però posso dirvi una cosa, adesso però, se il Presidente me la consente, perché è una, come dire, è una considerazione, però mi chiedo, voi guadagnavate 30 milioni al mese, 360 milioni. Esatto. Ferraro si assume l'obbligo, intanto voi cacciate via gli orsi, pure perché Ferraro dice, perché voi lo avete stabilito insieme, sulla base di quello che avete detto voi rispondendo al pubblico ministero, alla scorsa udienza, più di un'udienza fa ormai. Dite, Ferraro si era assunto, doveva vincere la gara e doveva darci molto di più. Ferraro vi piglia in giro e voi a Ferraro non dite niente, a Ferraro non... Io anche a Ferraro volevo ammazzare, poi non proprio specificamente per quel momento, anche a Ferraro io volevo ammazzare a Nicola Ferraro. Perché Ferraro, chiedo scusa, anche una seconda volta, quando voi gli chiedete dopo un po' di tempo, consenti agli orsi di avere almeno questa parte residua di attività, voi dite lui se ne frega e fa i fatti suoi, lo avete detto poco prima. Prima io cercavo di spiegarmi prima, avvocato, il fattore della... Chi comandava, vorrei capire, comandava Ferraro, cioè Ferraro poteva fare quello che voleva. Stavo cercando di arrivare perché forse io non ho la capacità allora scusatemi. di essere sintetica alle risposte, poi... No, scusatemi voi allora. Spiegate. Prego. Quindi lui non si è presentato, non ha presentato e ha detto di Domenico Giangotti, dice come Gigi che stava pigliando in giro, perché bastava che poi andava a bussare e non succedeva niente. Che succede? Che è successo su un altro versante, che parliamo di Luciano, c'era da costruire il centro commerciale. Io il centro commerciale l'avevo pattuita e stavo preparando la gara con Emini, l'ingegnere Emini. Essendo che aveva avuto questi contatti parallelo con Nicola Ferrara, che fa Nicola Ferraro? Che fa lui? Viene a conoscenza di questa mia operazione a Luciano e mi fa un'altra proposta a Luciano. Dice, ma come l'hai chiusa la proposta con Emini? L'ingegnere Emini, quando io mi sono seduto con lui e dice, ingegnere, io posso fare questo, la vogliamo fare? Dice, Gigi, io sto qua a disposizione, sapete, poi in un secondo momento mi fece anche lui dell'accusa diversa dalla realtà, quindi non va niente questo. Dice, guarda, quella chiusa che mi dà è un lavoro che parliamo di 60 milioni d'euro, il centro commerciale, che poi sembra a modo loro, signor Presidente, si pattuisce, si inizia con 60 e si arriva a 80, eccetera. Trovano loro i macchingegni come, diciamo, la base era sui 60-62 milioni di euro. E l'ingegnere Emini mi fa la stessa discussione, dice Gigi, io vi do i stessi soldi come ho chiuso con le case che vi ci dava l'estorsione dei 200-300 appartamenti che aveva fatto a Luciano e che anche là era stato favorito lui dal gruppo Bidognetti. Comunque chiudiamo alla fine, per farla breve, che lui facendo questo lavoro mi avrebbe dato 4 miliardi e mezzo. Quando io ho discusso che mi fa la proposta Nicola Ferrara, addirittura lui mi porta a dire io ti do un guadagno di il 7% un attimo solo Presidente, al lavoro effettivo. Quindi parlando di
del 7% al lavoro effettivo, va molto oltre dei 4 miliardi e mezzo che mi avevo messo a disposizione di Cimemini. E che succede? Che io opero, come ho fatto con gli ossi a Caservo, a Turno per la nettezza urbana, ho operato anche di più sul comune di Luciano per non far vincere all'ingegnere Emini, perché poi lui era locale, all'ingegnere Emini, che era di Parete a Luciano. C'era ingegnere tecnico Costanzo che volevano favorire a lui. E quindi ho partito prima per lui. Poi quando io ho dovuto dire, guardate che non è più Emini, ma bensì è un'altra ditta, era una ditta indicata da Ferrari, che era, se posso fare il nome, l'altra ditta ve lo faccio pure, lo tengo per me. Come? Non lo dico, no? Io credo che non sia rilevante, visto che è un incidente. Va bene, è una ditta, comunque è una ditta del Ferrari. Io opero, a quello non lo faccio vincere più, facciamo la gara e vince la gara dell'area centro commerciale, la ditta che mi ha detto Nicola Ferrari. Alla fine lui viene vicino a me, non è più però passano un pochettino di settimane o mesi. Gigi, non possiamo dare più il 7%, ma facciamo così, facciamo così, e man mano voleva diminuire i prezzi. E si metteva ben a 2 Cirilla, mentre che a me mi Giagotto diceva, guarda che questo ti sta facendo fessa, ti sta solo facendo fessa, voglio intendere contrastarmi i miei affari. Cioè lui a questo punto, quando io faccio dei malaffari, è un favore agli avversari, perché se tu sei più vicino ai schiavoni, allora perché mi stai a mettere il bastone tra le ruote a me? Non è che mi stai a favorire di farmi aumentare insomma qualcosa. E io l'ho pensato, l'ho valutato in questo modo, perciò sono arrivati al punto che voleva uccidere ammazzare anche Nicola Ferrari. Però se non l'ho fatto è perché Nicola Ferro, qualcun altro mi ha detto come lasciate stare da Maretta, vediamo sotto, sopra. Però ma se no avrei ammazzato anche a lui. Però chiedo scusa, ma poi alla fine, perché il pubblico ministero prima ha detto continuate perché c'è il nesso, però lo vorrei capire fino in fondo questo nesso. Cioè la ditta che vince il PIP di Luciano chi è? È una ditta di Nicola Ferrara. Mi oppongo alla domanda, è rilevante. No, per la verità questo discorso il nesso è entrato perché ci doveva spiegare come è andata a finire a Villa Literno, perché è giusta l'osservazione dell'avvocato, il gruppo Bidognetti pigliava 30 milioni al mese. A un certo punto poi come è andata a finire, visto che penso che questi 30 milioni occorrevano per una serie di necessità del gruppo Bidognetti. Quindi come si faceva? Chi l'ha dati questi soldi poi dopo? Da chi l'avete presi? No, non l'abbiamo più avuto, signor Presidente. All'atto che io mi sono messo in funzione per mandarle via, non è che ci è voluto una settimana o un mese. Ci ho messo un po' di mesi. Vabbè, poi ci siete riusciti, ma dopo... Fino a che lui raccoglieva ce l'ha dati i soldi. Al momento che è stato chiamato d'accordo... Non l'ha dati più, ma l'ha dati qualcun altro. Non ce l'ha più data. Scusate, voi sapete pure a Mondragone, no? Prima c'era un'altra ditta, poi arrivano gli orsi e danno una certa somma, no? A Mondragone. Presidente, non è più pubblico, non potete avere i soldi, non potevamo avere noi i soldi, perché quando Nicola non si presenta più con la busta e non si fa più la gara, attraverso il comune penetra... ma dico, sta gara qualcuno l'ha vinta. No, non si è fatto più fino al giorno del mio arresto, che poi l'ha vinto qualcun altro, fino al mio arresto. Non la vince nessuno, entra a fare la raccolta, la fa lo Stato e non più il privato. Il consorzio C2, il consorzio C2 non paga la malavita perché sarebbe che ve lo devono dare lo Stato. Ad esempio noi, era zona nostra a Villa di Terno, ma non prendevamo i soldi dalla raccolta dei rifiuti perché era il consorzio C2 e cioè è lo Stato, questa ditta. Forse più vicino al microfono perché sennò... No, era spento proprio il microfono. Ecco. Perdono. Lei ha detto che non prende più i soldi, però c'è la gara non va in porto e poi successivamente alla gara, ho capito bene, viene data allo Stato. Sì, al consorzio C2. Ora, poi lei stava parlando dei PIP, io l'ho interrotta e il pubblico ministero ha detto no, facciamolo parlare perché c'è un nesso. Spieghiamo il nesso.
lo stava spiegando, posso capire poi i PIP a Lusciano chi li ha vinti, il PM dice mi oppongo perché non è pertinente, ma se c'è il nesso, lo ha detto lei, lo voglio capire questo nesso. Se no, il Presidente, se poi ci sono indagini, più tempo, pubblico ministero, veniamo a capo di questa cosa. Sì, no, se allora, ci sono indagini che non è ostensibile questa informazione, se non è ostensibile, allora ritengo che peraltro la questione riguardasse soltanto la domanda originaria era perché non ha agito immediatamente in contrasto in modo aggressivo per Ferraro Nicola dopo che era stato, diciamo così, aveva capito di essere stato preso in giro da Ferraro Nicola, e quindi se è questa la domanda della difesa originaria, e quindi in relazione a questa domanda originaria è facile che rispondere senza indicare dati ulteriori che sono al di fuori della necessità, basta capire se riesce a indicare le ragioni per le quali, seguendo la domanda del difensore, per le quali non ha reagito rispetto a Ferraro Nicola, pur avendo intenzione di ucciderlo, poi non ha potuto farlo perché è stato arrestato, non ho reagito in tempi tempestivi e quindi in relazione a questo affare del PIP. Questa era la domanda, ritengo che prescinda dalla questione dell'individuazione del soggetto. Non voglio ovviamente sapere dati non ostensibili, però per controllare la fonte io ho necessità di verificare. Se uno mi dice la gara ai PIP l'ha vinta una ditta vicina ad Agostino De Caro, per sapere se uno dice una cosa che risponde al dato oggettivo io devo verificare qual è la ditta e fare un controllo, altrimenti io faccio domande, ho risposte e sono impossibilitato a fare il controllo che la legge mi richiede, anche perché non credo che sia, insomma, è un fatto del 2003, viva il 2004, viva Dio, ancora sono passati 10 anni, ancora non è ostensibile. No, io mi ricordo, ricordo benissimo, che la giustizia a tempi biblici. Indagini in corso che posso dire, questo è il mio, perché io se me lo dice il Presidente, dottore, io ve lo dico, me la ricordo benissimo. Presidente, io credo che la domanda, ribadisco, non è ostensibile il dato, non vorrei dire di più. Il dato non è ostensibile, su questo ci dobbiamo attenere a quello che dice il PM. Posto che l'accertamento della verità ovviamente è un accertamento che ha una sua rilevanza, ritengo, al di là di questo fatto, che la questione riguardi perché, tra virgolette, dopo essere stato beffato da Ferraro Nicola non si è andato sotto casa a sparargli, questo è il dato. Allora, se sinteticamente può indicare se c'era una ragione per cui non gli è andato a sparare sotto casa il giorno dopo, no, aspettate un momento, che era questa la domanda, non vedo che c'entri l'individuazione dell'appaltatore di una cosa che poi... Pubblico Ministero, la domanda non era questa. Era questa originariamente. No, ci arriverò di qui a un momento, perché con una contestazione, pagina 7 del verbale del 24 settembre, perché lui già ha detto che lo voleva sparare, non è andato a spararlo. A pagina 7 io invece rilevo una cosa un po' diversa, però il punto è un altro. Non mi vuole dire, perché non è ostensibile ed è giusto che lei non mi dica chi è la ditta vicino a Ferraro che ha vinto, ma poi questa ditta vicino a Ferraro vi ha pagato quello che vi doveva? No, io il contatto era Nicola Ferraro, successivamente dopo vinta la gara noi ci siamo seduti, Ferrari, il sindaco dell'Istituto, e vi ha pagato Ferraro? E questa ditta, queste persone della ditta. E vi hanno pagato? No, fino a che sono stati arrestati non si è fatto, poi forse non si sarà fatto nemmeno nel tempo, perché ora è venuto che delle mie dichiarazioni poi... Ok, ora mi perdoni, lei ha avuto, allora lo ha detto anche il pubblico ministero, gliel'ha ricordato, 2 fregature da Nicola Ferraro. La domanda che io le avrei fatto è perché lei, che è abituato, addirittura vuole quasi sparare miele e borrato solo perché stanno zitti, non ha nessun tipo di reazione, perché lei nel verbale del 24 settembre a pagina 7 dice, mi pare di capire che lei non voleva sparare, ma voleva semplicemente, cioè c'era rimasto male, e anzi addirittura parla di una serie di azioni di disturbo che furono fatte a suo carico perché le contestavano una sorta di debolezza nella gestione del clan. Presidente, mi scusi, è una necessità ovviamente di una contestazione esplicita, anche se magari è difficile, cioè una contestazione del passo del verbale con testuale riferimento, non in via ma io voglio fare prima la domanda, voglio capire. No, lei sta prendendo un avvocato, sono una dinamica. Faccia la domanda però senza premessa. Vuole... tra l'altro, però dico... 24 settembre, pagina 7. Però dico, comunque deve essere necessariamente fatta una contestazione. Guardi, allora lei dice, devo dire... testuale, se è complessa... Allora faccia la domanda secca, poi dopo... La domanda secca, dopo questo fatto dei PIP di Lusciano, ci furono delle azioni di disturbo nei suoi confronti, cioè qualcuno le contestò una debolezza nella gestione del clan?
Guarda, si va a ripetere, voglio dire solo io, non è che una sola volta, ma io non è che è un fattore che oggi io dico volevo ammazzare quello o ammazzare quello a te sia ancora violento come lo era adesso. Il fattore che io mi sono alzato alterato, oggi mi ho messo la pistola di fianco, non è un fattore che io mi sono preoccupato meno di quei due. Guida, non sto parlando di a Nicola Ferraro non è una volta che lo volevo ammazzare, un'altra volta che lo volevo ammazzare l'ho fatto saltare dalla seggiola, diciamo, però l'ho fatto saltare come paura, come la mia aggressività di dirgli in faccia ti uccido proprio. È stato a Luciano in presenza di Francesco Pezzella che cercava di farmi ragionare. E che cosa era avvenuto? Perché era veramente come... Mi perdoni, posso allora procedere a una contestazione? Guardi, però l'avvocato le ha chiesto se ci sono state nei suoi confronti delle accuse che era troppo debole, aveva perso, diciamo, dei autorevolezza, punti, autorevolezza su queste vicende di cui si è parlato. Ma questo è un fatto, cioè lei lo sa o non lo sa? Sì, ho compreso, signor Presidente. Ma quando io mi siedo con i fratelli Orsi, è normale che se voi che siete miei amici, a questo il vostro silenzio lo sta favorendo, lo sta mettendo nelle condizioni di contraddire quello che gli sto dicendo io. No, ma io chiedo scusa, non sto parlando di quell'episodio. Il comportamento di Nicola Ferrara. Mi ascolti, signor Guida, le dico quello che lei ha dichiarato al pubblico ministero, in maniera che così vediamo se, peraltro dopo un lungo missis, lei finisce di parlare della vicenda della sostituzione della Costanza, era molto legata alla vicenda dell'ingegnere Emini e quindi ci avrebbe certamente ostacolato. Lei sta parlando dei PIP di Luciano, quindi sta parlando di Costanzo, di Emini, di quello che ha parlato proprio adesso. Poi c'è un lungo missis, da pagina 5 a pagina 7 non so cosa ci stia scritto, poi dice: devo dire che in quel periodo vi furono varie azioni di disturbo, probabilmente anche perché all'esterno era trapelata una mia personale debolezza nei confronti del clan, cosa che mi metteva in una posizione scomoda nel momento in cui dovevo contrattare con questi personaggi. Oltretutto anche il rapporto con Nicola Ferraro era un po' in crisi, tanto che per protestare anche nei confronti di un suo atteggiamento elusivo, che tendeva a non incontrarmi, mandai un paio di ragazzi a minacciare suo fratello Natale. Ero infatti indispettito perché, nonostante mi fossi messo a completa disposizione di Nicola Ferraro per una pluralità di vicende delle quali riferirò in seguito, lui aveva assunto un comportamento un po' distaccato, che è una cosa un po' diversa da dire lo voglio ammazzare, credo. Cioè lei ha parlato di questa azione di disturbo che non so a cosa si riferisce, di questa situazione di debolezza che era questo giudizio di debolezza nei confronti del clan che era trapelato all'esterno, vorrei capire che cosa si diceva. Terzo, questa cosa che lei era un po' indispettito, si era un po' incrinato il rapporto con Ferraro. E allora voglio capire bene com'è la situazione. Io ho capito, però a volte io inizio un modo se ci arriverei e vi darei la risposta. Voglio dire, se il comportamento non per tornare subito, vi passo subito alla vostra domanda, del Sergio Orsi e fratello di negare tutte quelle cose è dovuto al comportamento di queste persone. Il comportamento di Nicola Ferrara, che in questo modo mi vuol prendere in giro con la raccolta dei rifiuti e mandare uno e poi lui non si presenta a Castelvolturno. Il fattore che tu mi fai un discorso a me di non far vincere la gara a Emini e la facciamo vincere è dovuto al comportamento e alle difficoltà interne del gruppo, non una debolezza che io sono capace di fare in malavitosi e ad un tratto non lo so più fare. La debolezza sono gli attriti che avvengono all'interno tra il nostro gruppo. Perché prima che ammazzavano il Pezzella Franceschi viene ammazzato ai primi di luglio del 2005 e vengono arrestato 20 giorni dopo, 24 luglio 2005. Ma già molti mesi prima che io mi dovevo incontrare con Bidognetti Raffaele, Cirillo Alessandro, andava armato. E parliamo di mesi prima, quindi già c'erano degli attriti e delle difficoltà, già molti mesi prima. E allora, essendo che quando io
una volta che ho minacciato il Ferrara in presenza del Pezzilla, è perché io con Ferrara ci siamo messi d'accordo, io, Ferrara e il sindaco di Villa Literna, per far vincere le gare delle imprese edili alle ditte scelte dal sindaco e di più ancora da Nicola Ferrara. La ditta si accaparra il lavoro, fa il lavoro e ti dà 20 milioni per il gruppo, tu Nicola Ferrari prendi 20 milioni e te le metti in tasca. Vengono i miei ragazzi, perché non arriveranno, e vanno a fermare la ditta. Dice, ma noi ci abbiamo dato 20 milioni a Nicola Ferrara. A questo punto dice, andatemi a prendere a Nicola Ferrara a Casa di Principe e ci incontriamo in presenza del Pezzino. Ci siamo seduti e io gli dissi con calma, dico, ma anche si dice là così con lì il lavoro? Dice, no, quelli quando mi mandano i soldi a te li do. E allora io mi sono buttata la moto mia, che sono scattata e l'ho riempita di parole, rinfacciando che lui aveva... Guida, mi perdoni, ma fu Ferrara a chiederle di estromettere gli orsi perché le avrebbe dato una somma maggiore a Castelvolturno? Lei questo già l'ha dichiarato. Fu Nicola Ferrara a chiederle di estromettere gli orsi? Non lo sto negando, lo confermo, sì, è lui. Quindi, e questo quando glielo disse? Prima o dopo il primo incontro che lei ebbe con gli orsi? Cioè lei la prima volta che incontra Nicola Ferrara, quando è stato? Dopo. Io quando mi sono presentato la prima volta a casa degli orsi, se loro avrebbero accettato tutto quello che mi avrebbero detto gli affiliati, che insomma quello che avevano fatto loro meritavano più di 15 milioni, io non c'era proprio il caso, perché il Nicola Ferrari, che parliamo che è di Casale di Principe, ha sentito a orecchiate l'attrito che sta nascendo fra i fratelli Orsi e lui non voleva altro che succedeva un qualcosa. Ma lui dopo quanto tempo? E ha preso la palla in balzo. Guida, dopo quanto tempo da questo incontro vi chiede cacciali via che io ti do di più? Con esattezza me lo ricordo, però io a Nicola Ferrara l'ho conosciuto perché il gruppo Bidognetti, quelli che erano prima della mia scarcerazione, ricevevano da Nicola Ferrara una rata che lui faceva, che con il suo lavoro, le sue varie ditte che facevano, che comprendeva una raccolta nei laghi, nei fiumi, dava una rata annua al gruppo di Mondragone e un'altra al gruppo Bidognetti. Questa rata quando io sono uscito a agosto non arrivava, e questi qua, più in particolare che erano i cugini Letizia, hanno mandato a chiamare a Nicola Ferrara. Il Ferrara non si presentava e diceva, ma io i soldi ve li ho dati. E io così che ho fatto. Questo stiamo parlando fra dicembre e gennaio, siamo sempre là, fra finitura 2001 e l'inizio 2002. Ho mandato a chiamare il Ferrara e lui disse, ma guarda Gigi, è la rata dei 20 milioni se ricorda. Ce l'ho data, ma al gruppo Schiavone, con il gruppo Schiavone ce la doveva dare a noi, e questi 20 milioni non arrivavano, e questa è l'occasione che ho conosciuto a lui. Punto e basta. Io le ho chiesto, però mi perdoni Guido, perché se non risponde a quello che io vi chiedo, io le ho chiesto, dopo quanto tempo da questa famosa riunione, da questo famoso incontro avuto con gli orsi, nel quale lei ha contestato agli orsi una serie di inadempimenti, dopo quanto tempo Ferrara le ha detto caccia via gli orsi che io ti do di più? Cioè quando avete deciso di cacciare via gli orsi? La vostra domanda, avvocato, però io non ricordo quanto tempo dopo. Perché lei nell'interrogatorio del 29 settembre dice prendemmo accordi direttamente con Ferraro Nicora, si decise congiuntamente di far in modo che gli orsi fossero estromessi da Castelvolturno, giusto? Quindi l'avete deciso insieme a Ferrara. Presidente, non voglio capire, l'avete deciso? Non colgo la contestazione perché riguarda la temporaneità, nel senso non specifica in questo verbale, se poi mi dice la pagina magari riesco anche a seguirla meglio. Pagina 5 del 29/9. Non specifica il tempo, in realtà parla dell'accordo. Tra virgolette l'ho già riferito. Sì, no, l'accordo. Però non c'è contestazione sull'accordo. Però già che lei dice si decise congiuntamente di fare anche la contestualità attiene a un riferimento cronologico, voglio dire. Contestualmente perché ha chiesto dopo quanto tempo Guida poteva rispondere no, ma noi ci accordammo tutti insieme, nel senso che l'una cosa portava l'altra, i soldi.
di Ferrara al posto di quelli di Orsi. È l'interrogatorio pubblico ministero, dottore Milita, del 29 settembre, il secondo, quello delle ore 13:29, perché ce ne sono due in data 29 settembre. Pagina 5. Ad un certo punto, prendendo accordi diretti con Ferraro Nicola, si decise congiuntamente di fare in modo che gli orsi fossero estromessi dal servizio di raccolta su RSU svolto su Castel Volturno. Ferrara Nicola mi promise di versare al clan una somma pari all'equivalente di 500 milioni l'anno se io avessi fatto in modo che gli orsi fossero estromessi dal contatto che li legava, dal contratto probabilmente un errore, che li legava con il comune di Castel Volturno, e se avessi fatto in modo di fare aggiudicare la gara proprio al Ferraro. Questo dice il Guida. Allora vorrei capire, signor Guida, lei quando fa l'incontro, con il primo incontro, dopo 4-5 mesi... Qui non capisco, ribadisco, non capisco la contestazione, nel senso che lui ha detto che il primo incontro avviene e non ha ancora parlato con Ferraro Nicola. Poi c'è un momento successivo, temporalmente indefinito, in cui non si ricorda la data in cui c'è l'incontro con Ferraro. Con Ferraro e decide in quella... No, io voglio capire, quella la data in cui lei decide, è perché su suggerimento di Ferrara lei decide di cacciare... di Ferraro? Di cacciare gli orsi fuori, via. Avvocato, io vi confermo che all'atto che sono andato a casa dei fratelli Orsi non c'è ancora la richiesta, non la poteva fare la richiesta di Nicola Ferrara. E quindi lei in quella la richiesta di Nicola Ferrara venne un tempo dopo, successivamente, e non riesco un mese, 5 mesi, ad avere un lasso temporale, se è stata un mese, anche poco, un mese. Un po' di mesi, ma non so essere con esattezza se sono 3, 4, 6, non vado in difficoltà a dirvi una cosa che non la ricordo tanto. Senta, per dire. Lei, almeno lei mi può dire, lei a un certo punto dice anche che lei in un ulteriore incontro, verbale dibattimento pagina 100 e 101, in un ulteriore incontro avuto con gli orsi, dirà agli orsi direttamente: guarda che sono stato io a farvi allontanare da Castel Volturno. Si ricorda almeno questo, quanto tempo dopo la cacciata da Castel Volturno è successo? E quanto tempo prima che lei fosse arrestato nuovamente, così lo ricaviamo indirettamente? Speriamo che non è a scuola vostro, che prestate me avete fatto venire un ricordo, poi perdonate signor Presidente, mi sono espresso così. Cioè noi se poi volete proprio le date. No, le date proprio no, le date ci andiamo vicino. Più o meno. Non vi potete ricordare. Purtroppo voglio dire, mi avete fatto venire in mente voi una cosa specifica. Sì, va bene, non faccia considerazione però, Guida, dia la risposta. Vuol dire che serve il controesame? No, per l'amor di Dio, no, assolutamente non. No, vabbè, ma dica direttamente il fatto. Il Miele Borrate vengono arrestati a dicembre 2002. L'incontro a Casaluce con i biglietti foglio che vi ho detto stampati, che avviene a Casaluce, è presente Miele e Borrate. Quindi questo incontro che già si è attivato per la discarica qua fuori, dobbiamo parlare prima dell'arresto dei Miele e Borrate. Quindi prima del dicembre 2002. Prima del dicembre 2012, perché io ricordo ancora... 2002, non 2012. 2002, quindi mi dovete scusare prima se ho detto che avete voi le mie intenzioni. Perdonatemi se ho capito male. Quindi l'incontro che viene a Casaluce con i due fratelli Orsi e con Borrate e Miele avviene per foglio di carte che mi consegna il Ferrari per dire c'è un nominativo, fare da parte a Orsi e fai nominare a questo. Quindi si deve fare da dicembre 2012 andando indietro. Senta, volevo dire un'ultima cosa, quando lei adesso ci ha fatto un riferimento... E ancora prima di quella di Casaluce avviene poi retreggiando, si va a quello primo incontro che io mi ho poi quindi prima questi incontri avvengono prima del 2002. Quindi in questo asso di tempo del primo incontro dei primi mesi che ho detto del 2002 a casa degli Orsi, all'arresto del dicembre 2002 di Borrate a Miele, avviene che ci sta, chiamiamolo l'intromissione, le proposte di Ferrara. Ho capito. Questa è la temporale
Sentite, volevo chiedere un'altra cosa. Lei prima ha già fatto riferimento, parlando del pubblico ministero, volevo solo una specificazione. Mi conferma che lei parla di una discarica che sta nei pressi del carcere, giusto? Come? La discarica a cui faceva riferimento, quella per la quale Ferrara vi aveva detto caccia via gli orsi, era vicino al carcere, giusto? Qua fuori, Qua diciamo. fuori. Ok. Senta, poi le volevo chiedere un'altra cosa. Ma Ferrara, giusto per capire, l'ultima domanda, giuro che le faccio su Ferraro. Ma Ferraro, lei lo ha già detto, era legato agli Schiavoni, giusto? Cioè lei ha detto nel suo interrogatorio. Così era più vicino, più se le vuole, le trovo la pagina precisa in cui l'ha detto. Lei ha detto era l'omologo degli Schiavone, era l'omologo degli orsi collegato agli Schiavone. Le dico subito dove lo dice, così chiariamo subito. Voglio sapere, era quello che facevano gli orsi per i bidognetti, faceva Ferraro per gli Schiavone? Per le sue ditte, la sua attività era più vicina agli Schiavone, Ferraro, per la sua attività i fratelli Orsi erano più vicini ai bidognetti. Questo è quello che ho trovato io quando sono uscito, perché prima di quando sono usciti c'era il Ferraro, Nicola, che faceva lui la raccolta a Castelvolturno, era lui a dare le rate al gruppo bidognetti. Che poi appena entrato che gli ha fatto delle proposte, hanno trovato opportuno di fare da parte a Ferrara e favorire gli orsi. A quel punto si sono trovati più gli orsi dal lato del gruppo Bidognetti, mentre che il Nicola Ferraro aveva le sue attività, ce l'aveva più con le zone di influenza del gruppo. In particolare, giusto per chiarire questo concetto, lei dice, seppi comunque che Nicola Ferraro era un imprenditore nel settore... È una contestazione, no? Perché penso che sia pacifico, ma quindi c'è un contrasto a quello che ha detto... No, l'ho detto più preciso, faccio quello che fa lei spesso, qui l'ha detto più precisamente, io anche qui leggo più precisamente, quindi come dire, faccio il pubblico ministero della difesa. L'avvocato della difesa, mentre il pubblico ministero fa l'avvocato dell'accusa. Precisamente, Nicola Ferraro era un imprenditore nel settore per la raccolta dei rifiuti urbani che gestiva questo servizio in una serie di comuni controllati dal clan Schiavone ed era in pratica l'omologo dei fratelli Orsi che parallelamente gestivano questo servizio nei comuni controllati dalla famiglia Bidognetti, giusto? Questo ha detto lei. Omologo che intendete? Omologo, cioè che facevano la stessa cosa, l'uno per gli Schiavone e uno per i Bidognetti. Cioè uno faceva per l'altro e un altro ci troviamo. Lei senza volerlo mi ha dato un grande contributo di carattere, come dire, riflessivo, che mi dimostra che le traduzioni non sono mai fedeli, ma non perché chi ovviamente fa le traduzioni non le fa fedelmente, perché certe volte si utilizzano termini che magari la fonte non conosce. Giustamente, il PM che descriveva ha scritto omologo, ma lei non sa. Ha scritto bene, lo so, Presidente, però a distanza di anni, Presidente, quando poi si va a verificare concretamente un fatto, alle volte sarebbe meglio avere la registrazione, anche per i testi, ma questo lo dico anche per i testi, non solo per i collaboratori e per i detenuti, questa sarebbe la cosa migliore per il codice. Andiamo avanti, veniamo un momento invece alla cacciata degli orsi. Io vorrei chiederle, però le chiedo veramente scusa se le faccio delle domande chiedendole delle specificazioni, perché se no ripetiamo cose che già ha detto al PM e non è questo il mio intendimento. Allora, in che giorno e come lei viene a sapere che ci sarà un provvedimento favorevole agli orsi a Castelvolturno e che provvedimento ci sarà? Se me lo può specificare. Cioè lei a un certo punto ha detto che viene a sapere che il giorno dopo, una sera, che la mattina dopo, se ricordo bene quello che lei ha detto, che la sera viene a sapere che il giorno dopo il comune di Castelvolturno deve votare una delibera nella quale praticamente si affida agli orsi per un tempo molto più lungo di quello che c'era prima, giusto? Sì, esatto. Mi può dire più o meno in che periodo siamo e con precisione chi glielo dice e cosa le dice? Chi me lo dice viene da Casal di Principe, perché c'erano dei ragazzi miei affiliati di Caterina, come si chiama? Grassia e Alfieri, non mi ricordo con esattezza Alfieri. No, Alfieri non l'ho mandato io a prendere da loro, Alfieri. Piero.
Alfiero. Nicola Alfiero, o Capretta. E quindi non c'era, più che ricordo che non c'era in quell'istante, ma che con più sicurezza sono venuto grazie a Luigi e di Caterina Emilio e qualcun altro, però non mi ricordo in E che cosa momento. le dissero? Che loro avevano parlato, avevano sentito insomma dal lato di Nicola Ferrara che sono venuti loro di sera da me, che il mattino successivo c'era una riunione in comune che doveva essere fatta una delibera a favore dei fratelli Orsi, a che la loro gara, la loro raccolta veniva prolungata in modo che non c'era bisogno che dopo il termine di 4 anni che scadeva E si ricorda, perdonatemi una sola cosa, vi ricordate più o meno in che periodo le dissero questo? 2004, 2005, 2003, l'anno, il mese? Prima del 2005 no, Vabbè, anche prima del 2004. Come? Aspettate un po', se vi ricordate. Anche prima del 2004. il 2002 no, il 2005 nemmeno, da 2003 a 2004. Quello che ricordo dopo i ragazzi che sono venuti da me, le persone a riferirmi questo, disse andate a casa di Principe e fatemi venire a Nicola Alfiero. Però vi ricordate che la mattina dopo si doveva riunire, si doveva assumere questa delibera a livello comunale? Giusto? Voi, vabbè, benissimo, la mattina dopo, voi lo sapete la sera, che cosa fate? Ho fatto in modo che ho mandato a prendere qualche nostro affiliato, cioè uno o due ragazzi di Pasquale Morrone, di Castel Bottone, e ho fatto minacciare a Giacomo Napoletano, che era un assessore come si chiama? Del sindaco Scalzone. Ho fatto minacciare in quello stesso momento, a distanza di ore, il tempo di organizzarmi, di interpellare i ragazzi di Morrone e i miei per fare questa minaccia. Comunque, signor Presidente, non mi vengono i nomi proprio di tutti, a parte Giacomo Napoletano, poi se mi vengono le dico. A 3 assessori ho fatto minacciare in quel momento. Napolitano, Schiavone e Lauritano. Lauritano pure, mi sembra. Questo mi pare che... L'altro Schiavone però Casal di Principe, che di Alleanza Nazionale. Benissimo. Non era un componente. Benissimo, ed erano, lei ha detto, 3 assessori di Scalzone. Poi che cosa fa, oltre a questa minaccia? Che cosa fa? Mi sono fatto venire a Nicola Alfieri, che ci siamo visti il giorno dopo. E gli ho detto vai immediatamente da Nicola Cosentino e digli a Nicola Cosentino di dire immediatamente a sindaco Scalzone che si fa come dice Gigi. Senta, le posso Poi lui è venuto da me e mi ha confermato che avevo parlato con Nicola Cosentino e Nicola Cosentino aveva consentito la mia richiesta. Mi perdoni, ma lei ha detto prima che aveva un buon rapporto col sindaco Scalzone. Lei non aveva un buon rapporto? Però bisogna parlare dei tempi, perché non stiamo parlando degli ultimi tempi. Io proprio questo sto cercando di capire, i tempi. Se non me lo dice lei, però io non posso capirlo, perché proprio perciò le faccio tutte queste domande che possono sembrare scoccianti sui tempi. Ma stiamo parlando dall'inizio, però all'inizio no di settimana o di qualche mese. Stiamo parlando dei primi tempi che io già verso il 2003, abbondantemente il 2003-2004 io stringi più forte il rapporto con sindaco Scalzone. Quindi questa minaccia è prima del 2003 allora? Prima che lei stringe i rapporti con Scalzone? O già aveva buoni rapporti con Scalzone? Perché se non ce l'aveva, avvocato, però ho capito, se no poi mi mandate in difficoltà con le pensieri. Voglio dire, io ho conosciuto e ho incontrato più volte Alfonso Scalzone, fratello, e questo è venuto in un tempo di mesi da un incontro a un altro. Poi successivamente entra che io mi incontro personalmente con il sindaco Scalzone. Quando mi sono incontrato con il sindaco Scalzone si è parlato dei lavori che c'erano da fare, in dove Villaggi Coppa sarebbe il polo nautico e tante altre cose. Poi mi sono incontrato ancora una volta, ma tempo dopo,
Cioè nei primi tempi, quando io mi incontro con, come si chiama, con il fratello, loro mi dicono sempre sì, però poi alla fine non era tutto sempre sì per Gigino. Dove era possibile loro mi favorivano e facevano scivolare le cose. Ma questo era un fatto non da poco, il fattore degli orsi. Senta, mi ascolti. Ecco. Quindi lei non riesce a sapere se nel momento, non mi riesce a dire se il momento in cui fa dire a Nicola Cosentino di intervenire sul sindaco Scalzone, lei era già in buoni rapporti o meno col sindaco Scalzone, giusto? Io non è che sto dicendo, nel tempo i miei rapporti con il sindaco sono diventati sempre più buoni. Siamo arrivati a un punto che lui ha fatto da parte a una persona e mi ha fatto benissimo come assessore a Mimmo Giangotto. Quindi... Avete perfettamente ragione, io voglio capire, nel momento in cui c'è stata questa cosa, questo avviso dato a Nicola Cosentino, secondo lei i suoi rapporti con Scalzone erano buoni o non buoni? Questo voglio sapere, se lo ricorda, se no andiamo avanti perché le devo fare altre domande sul punto. Avvocato, potete ripetere un altro volta più, se no mi confonde perché no, avete ragione. Il problema è che mo fra poco mi comincio a confondere pure io. Se la stessa cosa vado in confusione, sì, scusa. No, avete ragione perché però il problema è che tra poco incomincio a confondermi anch'io, ci confondiamo in due e facciamo una confusione enorme. Dico, quando lei ha detto vengo a sapere la sera che la mattina dopo ci sta questa delibera, mando a minacciare i 3 assessori di Scalzone, di cui ha fatto i nomi, e lo ha fatto nei precedenti interrogatori, quindi è inutile ci torniamo rispondendo al pubblico ministero. La mattina poi, giusto, la mattina parla con Nicola Alfieri. Il giorno successivo dici, vai da Cosentino e dici a Cosentino devi parlare con Scalzone che si fa come dice Gigi. Dico, in quel momento lei non poteva parlare direttamente con Scalzone, ci ha parlato, era in buoni rapporti o non era ancora in buoni rapporti? Perché lei ha detto che... In questo istante il fattore di andare in confusione, cioè io in questo istante non vi posso dire se l'avevo incontrato, è probabile anche di sì, a ripetere più di più la domanda vado in... Però... Possiamo dire che un rapporto proprio buono, non c'era proprio, cioè... Però per capire, posso arrivarci in un modo diverso, se lei mi può dare questa conferma. Lei ha detto i rapporti sono via via cresciuti fino a quando addirittura non ha nominato Giangotti come assessore per fare un piacere a me, giusto? Quindi quando Giangotti era assessore i rapporti suoi erano buoni. Allora, quella mattina che io mando da Nicola Cosentino, la mattina a mezzogiorno quando era l'orario, non ricordo in questo istante se già avevo incontrato di persone il Scalzone, ma al 100% il fratello sì. Vabbè, andiamo quindi avanti. Il rapporto tra me e lui di dialogare nei primi tempi era il fratello. Visto che loro dicevano sempre con Bagigi non vi preoccupate, facciamo come dite voi, però quella mattina purtroppo stava avvenendo un qualcosa riferito dai miei ragazzi, suggerito dal Ferraro Nicola, un qualcosa che a Gigino non gli andava bene e lo doveva sapere anche il sindaco. Perché se io ti sto dicendo a te se ti sto dicendo direttamente o indirettamente attraverso tuo fratello, ai fratelli Ossi gli dobbiamo mandare via e mi vengono a dire che la mattina successiva c'è una riunione comunale, in consiglio comunale, di fare questa delibera, mi stai facendo una scortesia tu sindaco, e allora io ho preso l'iniziativa e mandai a minacciare in quello stesso istante a 3 assessori e Cosentino. Successivamente, statemi a sentire, ma sapete... Un attimo solo. È presente in aula il maresciallo Cividillo. Senta, il pubblico ministero chiese di farla comparire oggi, però era alle 15, lei è venuto alle 15. No, quello stata stamattina, ne sono io testimone. Mi dispiace, ma era alle 15 però, non è... l'avviso era chiaro. No, ora sono le 16:30, sì, c'è stato un ritardo diciamo di un'oretta, ma comunque sarebbero state le 3:30, quindi stavano già in ritardo. In più
non è completato il controesame della difesa, ma è probabile anche che il pubblico ministero voglia poi riesaminare. No, vabbè, comunque penso proprio che oggi non la possiamo sentire, quindi io volevo liberarla perché poi ho chiesto e mi hanno detto che era in aula. E allora per il prosieguo noi abbiamo fissato, è vero, l'udienza. Io credo che il 7 sia l'udienza giusta, perché il 7 è l'udienza di Amodio, o sbaglio? Io alla scorsa udienza non ci sono venuto, quindi non so se il Tribunale ha, perché la scorsa udienza... No, siamo direttamente al 14 ottobre, il 7 non c'è. Per velocizzare posso mandare io l'avviso al Civitillo, così lo mandiamo via subito e proseguiamo. Sì, liberiamolo adesso, perché senza che insomma, mi dispiace che attende inutilmente. E quindi comunque è il 14 ottobre che è fissato Amodio, vabbè, quindi dovrebbe ricomparire. Allora, se spieghiamo adesso a che ora deve comparire, perché lo avviso io, Presidente. Allora il pubblico ministero provvederà a citare per l'orario, perché l'avviso è per il 14, siamo d'accordo? Lo stesso giorno in cui c'è Amodio. Sì. Benissimo, vabbè, allora lei può andare. Allora adesso possiamo procedere. Posso, Presidente? Allora, volevo chiederle, mi può spiegare, nei limiti in cui il suo ricordo glielo consente, poi Nicola Alfiero, che cosa le disse? Ha parlato? Sì, quando ha parlato? Perché lei glielo dice la mattina, quando vede Nicola Alfieri? Ma durante la giornata del giorno successivo, sempre quando io l'ho mandato, si ricorda? Lui mi disse che aveva detto. Che giorno era? Grosso modo, che periodo era? Che giorno della settimana era? Se era un giorno infrasettimanale? Avvocato, non mi ricordo che giorno era, voglio dire. Cioè lo trovo la mattina che doveva venire, come si chiama, la riunione in consiglio comunale. E lo trovò subito a Nicola Cosentino. Che giorno è? Non certo si faranno di domenica. Però Nicola Cosentino all'epoca era un parlamentare importante, lo trovò nel giro di un'ora, subito. Stava a Casal dei Principi, lo andò a prendere a Roma. L'ha trovata e ce l'ha fatta. E dove lo trovò? Non lo so. Ma Nicola Cosentino è di Casal di Principe. Sì. Nicola Alfiero è di Casal di Principe. Quindi riuscì ma sapete se parlò con lui direttamente o parlò con un suo No, a me mi ha confermato di aver parlato con lui direttamente e che Nicola Cosentino sottostava a quello che io gli avevo mandato a dire, e cioè ti dirai scazzone, ti devi fare come ha detto Gigino e basta. Senta, ma così gli ho mandato a dire, così mi ha confermato l'Alfiero. È l'unico politico che lei fece avvisare? O l'unico politico che contattò? No, sì, esatto, no. Nicola Cosentino era il coordinatore di Forza Italia, mentre che quella di Alleanza Nazionale, responsabile sempre di Gennaro Coronella, perché sostenevano a Sindaco Scalzone lo sosteneva un gruppo anche di Alleanza Nazionale e quindi il responsabile di Casetta nell'area nazionale era Gennaro Coronella. Io ho mandato a dire quello che ho detto, come si chiama, a Cosentino, ho mandato anche a dire delle cose a Gennaro Coronella, perché quelli che sostenevano, come si chiama, a Sindaco Scalzone, c'era un componente di Alleanza Nazionale, che questo qua era a sua volta parente con, se non vado errato, con Mario Iovani ragazzi, cioè nipote dell'allora Mario Iovani. Non ricordo con esattezza, comunque il mio intervento, i nomi non me li ricordo,
Comunque ho intervenuto anche su Alleanza Nazionale con Gennaro Coronella. Chi mandò ad avvisare Gennaro Coronella? E io ho fatto anche minacciare a queste persone, però non mi ricordo di Casà di Principe di Alleanza Nazionale sul Comune, però non mi viene a mente il nome. A Gennaro Coronella no. No, a minacciare no, all'altro ho fatto minacciare. E a Gennaro Coronella da chi lo fece avvisare? Ho fatto sempre intervenire a Nicola Firio. Nicola Alfieri, la stessa mattina, che lei sappia, parlò con Coronella. Non lo so se è la stessa mattina, io gli ho fatti il giorno successivo, non è che ci siamo alzati, io mi alzo. No, però in giornata le disse: ho parlato con Gennaro Coronella e con Nicola Cosentino. A me mi ha portato la conferma di tutti e due, a me quello che mi interessava non tanto era Gennaro Coronella, era interessato a Nicola Cosentino, perché quello che più mi interessava a Castelvolturno, a di fuori di tanti assessori e di qualunque fascia politica, mi interessava il sindaco Scalzone, e il sindaco Scalzone era Forza Italia. Ma lei lo sa come era composta, qual era la composizione politica del comune di Castelvolturno in quel periodo? Sa quanti erano i consiglieri? Quando ne ho conosciuto ve le No, posso dire. Quanti erano? Lei ha detto che c'era un'alleanza nazionale, sa quanti erano quelli di Forza Italia? Sa se c'era qualche altra forza politica? Però io tutta la coalizione non è che... Sì, però Nicola Cosentino era di Forza Italia. Eppure Scalzone era di Forza Italia. E il comune c'erano rappresentanti di Forza Italia? Lo sa questo? Il comune era rappresentato da Scalzone che era Forza Italia. Nel Consiglio Comunale quanti erano? Com'era la maggioranza? Com'era composta la maggioranza? Ma da più componenti, due di sicuro, uno era Forza Italia e un'altra Alleanza Nazionale. Benissimo. Cioè se era ancora qualcuno... No, va bene, un'ulteriore cosa, un'ulteriore specificazione. Nicola Ferraro, in quel momento i suoi rapporti con Nicola Ferraro com'erano? Buoni, immagino. Quando stiamo parlando della minaccia, sì, me la manda a dire lui da Casal di Principe. Ma lei sa se Nicola Ferraro si interessava di l'U2R di Mastella. Era? U2R Mastella. Ma all'epoca già c'era l'UDR oppure c'era ancora, o Mastella era ancora UDC, non mi ricordo questo. No, stiamo parlando che era U2R Mastella. E sa se c'erano suoi rappresentanti nel comune di Castelvolturno? Di chi? Della... Mastella? Ma non mi ricordo che c'era qualche... Sa se c'era qualche altra forza, per esempio l'UDC, che aveva una componente importante nel Consiglio Comunale, che componeva la maggioranza? Però io, voglio dire una cosa, non è che voi adesso mi dite UDC, io veramente me lo ricordo e ve lo devo confermare. Io voglio dire se lei lo sa. Nel senso che io dovrei ricordare un qualcosa. Come lo deve confermare? Che sto un pochettino da lontano, non è che voglio, perdonare, io non è che voglio sbagliare, Presidente, a dare le risposte, ma cioè io non è che facevo politica e sono nelle condizioni di poter dire verde, rosso e giallo, quel poco che io riesco a ricordarmi, vedi che Forza Italia, Alleanza Nazionale, ma che se ci erano poi i liberi oppure i meno liberi, non è che riesco a mettermi tutti insieme, no? Presidente, io volevo... C'erano a volte 2 o 3 persone che ricordo che ho chiamato 3 consiglieri una volta per dire fatemi una cortesia, una donna e 2 uomini, consiglieri, facetemi una cortesia, non stavano con Scalzone, dice ti appoggiate a Scalzone, non lo facciamo decadere, dice va bene, come dici tu, l'hanno, come si dice, anziché decadere il sindaco non aveva più i numeri, l'hanno appoggiato e gli hanno dato i 3 voti e il sindaco Scalzone è rimasto sempre come sindaco. E non era né di Alleanza Nazionale né di Forza Italia, questo lo posso dire, però non riesco a ricordarmi poi se era un UDC oppure qua, Mastella o altro, non riesco a comporre tutto proprio. Senta, ancora una... Presidente, prima volevo dirle questo. Farà una produzione su questo. Certo, Presidente. Tutte queste domande hanno tutta questa ovviamente finalità di chiarire, però io sono quasi ai limiti e credo che il signor Guida lo sia quanto noi, nel senso che possiamo capire, perché io avevo la speranza che si potesse completare, penso anche Guida. Io ne ho ancora un po', Presidente. Ancora vabbè. ve lo potevo rappresentare poi.
Io tra poco incomincerò a chiedere al signor Guida i risultati delle partite di ieri, perché Le partite di pallone di ieri. Perché No, va bene, non scherziamo, per favore. No, scherzavo, nel senso che vado in confusione. E va bene, diciamo un altro 10 minuti possiamo andare avanti. Senta, sempre su Ferraro, volevo chiederle, lei lo ha detto rispondendo all'ultima mia domanda che Ferraro aveva una sua appartenenza politica, apparteneva all'Udeur, ma si era anche lui presentato a una serie di elezioni politiche, per esempio elezioni provinciali, elezioni comunali? È un consigliere provinciale, noi l'abbiamo anche appoggiato con cartelle specifiche, belle, molto vistosi. Abbiamo fatto tutte le imperiate di Luciano, Nicola Verolla. Voi chi, chiedo scusa? Io, Gruppo Bidognet, quando parla di me parla del Gruppo Bidognet, vabbè, giusto per chiarire. E si ricorda in che periodo lo avete appoggiato, in che elezioni? Quando lui si è candidato, quando poi è stato anche promosso, diciamo, in provincia o in regione. Comunque no, lei era non fuori? Ricordo con esattezza. Lei era fuori? Sì, era libero, come no, questo sì. Ma lei personalmente, lei Guida Luigi, ha mai appoggiato Nicola Cosentino in qualche elezione? Ha mai fatto campagna elettorale per lui? Personalmente no. Senta, vorrei adesso un attimo parlare di Vassallo Gaetano. Anche se il tema, Presidente, è un po' lungo, però lo introduco, ma non credo di riuscire ad esaurire. Cominciamo e poi dopo proseguiremo. Lei ha detto che ha incontrato più volte Vassallo Gaetano. Mi può dire, se lo ricorda, quando ha incontrato Vassallo Gaetano per la prima volta e per che ragione? Sempre se mi riesce, perché sono già cose che ha detto, cose che ha già detto al PM, quindi non vorrei che si ripetessero. Se mi può dare delle indicazioni temporali, quante volte lo ha incontrato e per quali ragioni? A incontrarlo l'ho incontrato una svariate volte, non saprei dire 10-20 volte più, non lo so questo. Vi posso dire che il primo incontro con il Vassallo è avvenuto dopo la mia discussione, che mi sono alterato con la pistola in mano a casa dei fratelli Orsi. E perché me l'ha portato specificamente, il Bernardo Cirillo. E siamo quindi nel 2002, giusto? E dopo, sì, l'inizio che sono andato. Sì. Inizio 2002 a casa degli Orsi, stiamo là. I primi mesi del 2002 c'è stato questo incontro, quindi dopo i primi mesi del 2002, giusto? Sì, i primi mesi, stavo solo cercando di riflettere un pochettino, però come ho detto ricordo c'era quel limite dell'arresto di Mire Borrato. Comunque, quell'arco temporale si ferma a dicembre 2002. No, stavo dicendo che io ricordo in questo momento che il Vassallo è venuto da me dopo il primo incontro che ho fatto con la minaccia della pistola a casa dei, perché con Bernardo Cirillo lui mi spiegava, ma noi ci abbiamo dato i cami e cose. Ecco, a questo momento non vorrei fare confusione, quelli ricordi di adesso e i ricordi che ho fatto 4 anni. Per chissà sarebbe avvenuto prima l'incontro che mi ha dato tanta spiegazione a Vassallo e poi sono passata a casa all'incontro con gli Orsi. È qua che vado un po' in confusione di ricordi. Lasso di tempo è quello in quei 2 o 3 mesi, l'inizio del... Dopo. E in questo momento ricordo dopo, però non vorrei poi avere confusione se si addice con l'interrogatorio di 4 anni fa. Se lui la spiegazione me l'ha data qualche tempo... qualche settimana prima. Io in questo momento ricordo più che è avvenuto prima l'incontro a casa degli Orsi e poi l'incontro a Vassallo. E poi lo avete incontrato altre volte, mi avete detto. A Vassallo? Un parecchie volte per tante altre cose. Sempre in quell'arco temporale o in tutti questi anni? Quasi fino all'arresto, mi arresto. Senta, per parecchie cose. E in concreto, voglio dire, in relazione alla vicenda degli Orsi, voi quante volte avete parlato con Vassallo e di che cosa avete parlato? Degli Orsi specifico, quella volta sì che è venuto
nell'azienda di Bufalina a Castelvolturno, quella volta è specifica che mi spiegava i camion, abbiamo attivato i nostri camion. Ma glielo chiedeste voi, cioè ve lo chiamaste voi perché? No, me lo portai Bernardo Cirillo. Perché vi sia per conoscere, sia che mi spiegò tutte queste cose. Ho capito. E vi disse tutte queste cose, ok. Ma lui in che rapporti stava con gli orsi? Come si chiama? Il vassallo. Lui allora era avvocato, lui ci ha dato i camion come si chiama? Agli orsi. Non ce l'ha dato, scusate se dico così. Gli ha dato perché lui era amico dei Bidognetti. I Bidognetti dicono, come si chiama? Orsi è amico nostro. Favorisce a questo e tra loro. Uno ha fatto un compito, uno altro hanno fatto la cosa insieme. Ma sapete, se Vassallo ne ha avuto un tornaconto economico da questa operazione, ha avuto soldi? No, lui si lamentava, lui quando è venuto da me si lamentava che diceva che si era messo a disposizione, che la sua attività chiesta dai componenti del gruppo Bidognette nei confronti dei fratelli Orsi e che i fratelli Orsi non si avevano comportato, non l'avevano contraccambiato come aveva fatto lui. Senta... si lamentava. Sì, ho capito qual è Senta, lei prima ha riferito, rispondendo al pubblico ministero, che anche Vassallo le aveva detto dei rapporti tra Orsi e Cosentino. Ora, volevo giusto ricapitolare, se possibile, dei rapporti Orsi-Cosentino. Lei ha avuto mai cognizione diretta o lo ha sempre saputo da terze persone? Io ho detto che non l'ho conosciuto. Voi dite Cosentino? Sì. Non l'ho mai conosciuto di persona. Di persona. Quello che ricordo di specifico è quel fatto che vi ho detto prima fra Nicola Fiero e De Cosentino, sì. Questo lo ricordo bene, che me l'ho fatto di persona, l'ho vissuto di persona. No, dico dei rapporti che i fratelli Orsi avevano con Cosentino. Ne avete sentito parlare oppure avete visto voi delle cose particolari? No, non e ricordo. Chi ve lo ha detto con precisione? Me lo potete riassumere? Oltre Vassallo, perché mi avete detto Vassallo, giusto? Ci mi ha parlato di Cosentino. Dei rapporti tra Cosentino e Orsi. Bernardo Cirillo, Giosuè Fioretto. Vassallo, diciamo, non me lo sono ricordato e non vorrei ripetere. E anche Gaetano Cerci. Gaetano Cerci, e più persone, poi pure più giovani. Giusto per chiarire, Gaetano, ci sono due persone che si chiamano Gaetano Cerci. Il Cerci è l'imprenditore o il malavitoso, tanto per quello più, insomma, che... c'ha il baracco, se propongo alla domanda, perché una è più alla formulazione della domanda tra l'imprenditore e il malavitoso, perché diciamo ci sarebbe anche molto da obiettare su questa qualificazione. Vabbè, ma se può spiegare quale dei due in relazione ai dati? Io non li conosco. No, nel senso che fa una mi suggerisce penso che con i dati di nascita giusto per capire, Guida non ci può dare la risposta. No, è stato imputato con voi nel processo Domizzi. Sì, bravo, Domizzi. È quello lì. Cerci Gaetano che stiamo parlando è quello là imputato. Quello l'ha imputato con voi. Perché l'altro è più grande pure di età e non ricordo nemmeno di conoscerlo all'altro. No, io non la... Senta, e i rapporti tra questo Cerci nel periodo in cui lei era stato reggente del clan Bidognetti e il clan come erano? Buoni? Con Cerci? Io ho detto prima che Cerci non era stipendiato, ma lui diciamo poi da un altro lato era a tutti gli effetti nostro affiliato, perché era disponibile in tutto, tranne di fare omicidio non era cosa sua. Però lui ha preparato la casa quando io sono uscito, che venendo da pescare era lui pronto ad aspettarmi, che sono arrivato con Giosuè Fioretti. Mi hanno messo in una casa a destra Volturno e l'avevo procurato il Cerci Gaetano. Il Cerci Gaetano è stato imputato con me al processo Domizzi e ci sono delle intercettazioni, delle comunicazioni tra me e Gaetano e i suoi interessi nei miei riguardi attuarsi per me, diciamo, col dottor Schiavone della clinica a Castelvolturno a Pineta Grande, quindi ci sono le intercettazioni. E veniva a casa mia, ero a di fuori di Bernardo Cirillo, era l'unico che poteva venire a casa dove io dormivo, anche da sole, insieme a Bernardo Cirillo, era proprio Cerci Gaetano.
perché in quella casa poi era uno degli autori che mi aveva procurato quella casa non solo quella del stravolto, ma quella là che sono stato 2 o 3 anni a dormire, sempre dovuto a lui. Signor Guida, Cerci le ha mai riferito di avere avuto momenti di difficoltà con il clan, avere avuto delle momenti di difficoltà nel passato? Con noi? Con voi nel passato? Avvocato, io quando sono uscito l'ho trovato che lui era un... No, con nel noi passato. era un nostro amico, non ricordo in questo istante se ha Nel avuto delle passato, se difficoltà. lei lo ha mai, già che lei aveva questo buon rapporto, le ha mai confidato di momenti di difficoltà? Col gruppo Bidognetto quando io non c'era, non mi ricordo questo. Non si ricorda? No, non mi ricordo. Io mi ricordo che l'ho trovato che era un nostro buon amico, che era molto disponibile per noi. Possiamo